Seduta riprende. Chiedo al governo di prendere posto. Andiamo avanti. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. De Luca Antonio. Onorevole De Luca Antonio. Onorevole De Luca, aveva chiesto di intervenire sul 4. Non si sente, io l'ho premuta. Prego, onorevole De Luca. Presidente, io sull'articolo 4, così come sui successivi 5, 6 e 7, chiedo che si avvii una fase di riflessione per arrivare alla riscrittura complessiva di questi articoli che contengono norme, a mio avviso, importanti su temi però mal posti all'attenzione dell'Assemblea e che quindi necessitano sicuramente di avere delle riscritture in accoglimento anche agli emendamenti che le opposizioni hanno proposto. Ma se il Governo non vuole arrivare a un braccio di ferro e alla richiesta di voto segreto su queste 4 norme, è fondamentale che vengano accantonate e ridiscusse. Accolgo la sua richiesta. Il 4, 5, 6 e 7 sono accantonati, passiamo all'articolo 8. Benissimo. Sull'articolo 8 vuole intervenire. Vuole intervenire il governo, ma il governo mi sembra che è sempre stato molto disponibile nel voler trovare delle soluzioni migliorative. Prego, Assessore. Sì, volevo semplicemente confermare la disponibilità del governo a operare nel senso auspicato dall'onorevole De Luca. Grazie. Grazie, Assessore. Pertanto andiamo all'articolo 8. Ci sono interventi. Onorevole De Luca, sempre lei vuole intervenire? Ne ha facoltà. Prego. Frequento da qualche anno la Commissione Sanità, quindi mi pregio. Presidente, Governo, e approfittando anche della presenza dell'assessore alla sanità per evidenziare un aspetto che avevo già evidenziato, quindi torno a ribadirlo, lo avevo già evidenziato in sede di discussione generale. Ossia che questo articolo, Presidente Galvagno, porta come titolo un nome fuorviante, che è quello della riduzione delle liste d'attesa. Nella realtà questo articolo contiene norme e impegna diversi milioni di euro per un'attività che poco ha a che vedere con la riduzione delle norme d'attesa, ma che riguarda per lo più il monitoraggio delle liste d'attesa. Infatti qua cosa ci dice? Che al fine di migliorare i processi decisionali e il monitoraggio relativo al governo delle liste d'attesa si investe tutta una serie di somme sul potenziamento delle componenti applicative, la realizzazione di una piattaforma regionale, l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico del CUP, lo sviluppo di un cruscotto che utilizza l'intelligenza artificiale e all'interno di questa norma, che in gran parte, Presidente Di Paola, si sarebbe anche potuta attuare con fondi già esistenti sia all'interno della linee del PNRR sia all'interno dei fondi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Infatti c'erano tutta una serie di progetti che sarebbero potuti essere attuati senza impegnare risorse regionali. E allora innanzitutto io desideravo anche da parte dell'assessore Dagnino e da parte dell'assessore Faraoni sapere se è necessario impegnare risorse regionali o financo si possono utilizzare fondi della programmazione digitale, della programmazione sanitaria e quant'altro. In secondo luogo, poi mi riserverò di intervenire, Presidente Di Paola, nuovamente, perché in Commissione Sanità avevamo approvato all'unanimità e anche col parere favorevole dell'assessore alla sanità un emendamento che andava a inserire anche alcuni
aspetti del monitoraggio, in particolare all'interno delle aree provinciali, la mortalità per patologie e tutta un'altra serie di dati che potranno aiutare l'assessorato sanità così come la Commissione Sanità nella programmazione delle future reti ospedaliere per capire quali servizi funzionano, hanno bisogno di un ridimensionamento o di un rafforzamento. Però io ci terrei, fermo restando che è un investimento opportuno quello sulla digitalizzazione, sia chiaro, perché ci aiuta a essere più rapidi, più precisi nel monitoraggio e nella esecuzione dei interventi riparatori. Però è fondamentale intanto che si dia il nome giusto, queste sono norme per il monitoraggio delle liste d'attesa, e in secondo luogo vorrei capire se questi fondi sono gli unici utilizzabili oppure se possiamo utilizzare i fondi delle progettualità, i fondi del PNRR, i fondi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma semplicemente per un corretto utilizzo delle risorse regionali, non per osteggiare l'articolo, perché comunque l'articolo ha la sua importanza e su questo certamente lo vogliamo migliorare, Assessore, come lo avevamo già fatto in Commissione Sanità. Peccato che in bilancio i pareri della Commissione sono saltati senza essere stati correttamente valutati, tra l'altro erano in invarianza di spesa. Però questi aspetti sono fondamentali da precisare. Grazie Presidente. Grazie onorevole De Luca. Sì, man mano sto prendendo gli interventi. C'è l'onorevole Lavardera, poi l'onorevole Campo e l'onorevole Giambona. E poi Cracolici. Prego onorevole Lavardera. Presidente, colleghi, Assessore Faraoni, a proposito di liste d'attesa, pregherei il Presidente, se fosse possibile, avere l'attenzione dell'Assessore Daniela Faraoni alla Sanità. L'occasione è ghiotta, Assessore e Presidente, per raccontare quello che sta accadendo a proposito di liste d'attesa all'interno dell'assessorato presieduto dall'Assessore Faraoni, di fatto commissariata da uno che si chiama Iacolino. Perché è importante questa cosa? Questa lista, Presidente, è la lista della vergogna all'interno dell'assessorato alla salute. In questa lista, Presidente, noi possiamo vedere che abbiamo preso dei medici che dovrebbero lavorare regolarmente nei reparti e che quindi potrebbero essere utili proprio per dare assistenza alle persone che hanno bisogno, ai pronto soccorsi, ai reparti. Bene, cosa si fa? Si prendono questi soggetti, si comandano presso l'assessorato, gli si dà uno stipendio quasi triplicato, gli si permette di lavorare negli uffici incensati d'oro dell'assessorato alla salute e guarda caso i nomi di questi comandati, di questi fortunati che hanno la possibilità di lavorare all'interno degli uffici sono sempre gli stessi: la figlia del dottore Iacolino, la moglie del sindaco di Palermo La Galla. E guarda caso, mentre stiamo parlando, perviene una lettera di fuoco di un'associazione di medici, la COAS, che scrive una lettera incredibile. Illustre Presidente, ci permettiamo ancora una volta di sottolineare l'annosa vicenda che riguarda la mancanza di medici all'interno dei vari reparti dei nostri ospedali, nei presidi territoriali delle aziende sanitarie. Se a tutto ciò affianchiamo anche le questioni di alcuni medici che già da tempo lavorano all'interno degli uffici dell'assessorato alla sanità, professionisti con tanto di specializzazione, ginecologi, odontoiatri, patologi clinici, pediatri cardiologi, biologi, farmacisti, possiamo dire che c'è qualcosa che funziona male. Un sindacato continua e scrive: poi, se i predetti medici sono la moglie del sindaco di Palermo, la figlia del dirigente generale della pubblicazione strategica, il cugino dell'assessore alle attività produttive, la moglie dell'avvocato amministrativista Rubino, che si occupa di parecchi ricorsi contro l'assessorato alla salute, l'amico di un medico deputato di Forza Italia di Catania in servizio presso il DASOE, il tema si infittisce di seri problemi.
Purtroppo, caro Presidente, la questione ormai è degenerata quando scopriamo che alcuni di questi comandati, se indispensabili per gli uffici, vengono autorizzati a rimanere a casa con l'utilizzo del lavoro agile. È una lettera vergognosa che arriva dal COAS, Coordinamento Azione Sindacale dei Medici Dirigenti, che parlano di imboscati dentro l'assessorato alla salute, medici che se utilizzassimo nei reparti potremmo evidentemente evitare che questo spreco avvenisse. Io ho qui davanti, sono atti pubblici, lo stipendio della dottoressa Iacolino, che da medico normale pigliava 2.000 euro al mese, come per magia comandata quasi 9.000 euro al mese. Ma di che cosa stiamo parlando? È vergognoso, è vergognoso! I costi, ovviamente lordi, non fate quelle facce strane perché il costo è quello. Questa lista, se vuole, Assessore, che vedo che si sta quasi stupendo, gliela consegno. E le dico, ma è normale che presso il suo assessorato lei si chiama dei medici che dovrebbero stare in corsia e anziché stare in corsia nemmeno vanno lì perché lavorano a distanza e guarda caso sono il gotha della politica siciliana, la moglie del sindaco di Palermo, la figlia del dirigente generale, il cugino dell'assessore Tamaio. La gente che ci guarda da casa è schifata da questa metodologia di fare politica ed è inutile che il collega che accanto dice che sono Vannamarchi della politica. Ben venga, se il Vannamarchi della politica tira fuori queste nefandezze che conoscete tutti e nessuno ha il coraggio di tirare fuori. Vergogna! Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro e poi l'onorevole Campo. Sto facendo intervenire l'onorevole Catanzaro prima. Io onorevole Campo. non volevo nemmeno intervenire sull'articolo che si stava trattando perché lo trattavano i miei colleghi, però Presidente le dico una cosa e sarò conciso, breve. Colleghi, sarò brevissimo. prego onorevole Presidente. Catanzaro. Assessore Turano, Noi come cortesemente. Onorevole Catanzaro, prego. Presidente, noi come gruppo del Partito Democratico non possiamo non avere ascoltato quello che Lavardera ha appena detto. Io ritengo davvero gravi qualora le cose dette dal collega Lavardera fossero reali, e allora noi stiamo trattando la finanziaria. Io spero che prima di continuare sulla trattazione dell'articolo, avendo la presenza dell'assessore al ramo e quindi l'assessore alla salute, l'assessore possa rispondere sulle cose appena elencate e dette, perché Presidente, altrimenti dico possiamo anche sospendere l'Aula, perché No. è una cosa, Onorevole Catanzaro, è una cosa grave. voi sapete Grazie. che questa presidenza è una presidenza plurale e nonostante gli interventi devono essere fatti solo ed esclusivamente sull'articolato, non ho interrotto il collega Lavardera che ha espresso delle argomentazioni. Poco fa l'assessore Faroni mi ha chiesto la parola, io un attimino l'ho fermata per dare la parola a lei, collega Catanzaro, però se l'assessore vuole intervenire anche per chiarire alcune cose in maniera tale che, sì, colleghi, poi vi faccio intervenire successivamente, però è giusto, siccome siamo in una argomentazione diversa rispetto all'articolato, cioè nonostante non ho interrotto l'onorevole Lavardera, prego Assessore, a lei la parola. Grazie Presidente, se lei mi permette do una breve esposizione in merito a questi fatti che sono stati evocati dall'onorevole Lavardera e solo a seguire do una relazione in merito all'articolato che ci stava impegnando. Intanto, onorevole Lavardera, questo atto che lei oggi ha portato qui in Aula è un atto di ricognizione che io ho
fatto elaborare, quindi su mia personale richiesta, perché ho dovuto prendere atto di situazioni che sono in essere, rappresentate anche con la necessità di doverle mantenere, perché comunque noi abbiamo un'organizzazione molto sofferente dal punto di vista delle presenze operative di risorse umane. Quell'atto di ricognizione l'ho voluto fare io perché ho voluto vedere anche le scadenze naturali, ma vedere anche, e forse da quello non si vede perché lì lei avrà soltanto in evidenza, il momento in cui abbiamo fatto l'ultimo atto di rinnovo. Ma dietro questi atti di rinnovo, io sono andata a vedere, ci sono contratti che risalgono al 2010, 2009, 2008, quindi non è una cosa che oggi noi apprendiamo. Noi abbiamo lì operatori che ormai lavorano all'interno dell'assessorato, ma lei, ripeto, da quell'atto ricognitivo non lo vede, perché lei vede soltanto l'atto che è stato emanato in ultimo per l'attribuzione dell'incarico. Questa situazione è veramente difficile e penosa, per cui la prima cosa che ho fatto è quella di applicare, come ho imparato nel mio percorso di vita professionale, ho iniziato ad applicare le regole. Quindi prima di smobilitare devo chiaramente assicurare le funzioni di produzione mettendo dentro le risorse necessarie. Ho fatto un atto di interpello. All'atto di interpello, che ha esaurito proprio, mi pare, lunedì scorso gli effetti della pubblicazione, sono arrivate 4 istanze, 2 per il Dipartimento di Pianificazione Strategica e 2 per il Dipartimento per il DASOE. Ovviamente ho già dato mandato che queste disponibilità di poter assegnare queste risorse provenienti dagli assetti amministrativi regionali possano essere immediatamente assegnate. Queste per rivedere quell'organizzazione, certo 4 rispetto, come lei potrà aver visto dall'elenco che ha in mano, 26, di cui 20 sono in scadenza al 31/12/2025 e i residui scadenti tra il 2026 e il 2027. Quindi abbiamo una situazione che comunque io devo garantire, ma io sono pronta anche ad affrontare le criticità che possono derivare all'organizzazione dalla fuoriuscita immediata di tutti questi. Certo, se avessi avuto una disponibilità, ma è una questione che riguarda tutta l'amministrazione regionale, la carenza di profili di dirigenza adeguati, probabilmente oggi non mi porrei nessun problema. Il problema della continuità del funzionamento però me lo devo porre. Il problema della continuità del funzionamento me lo devo porre. Dentro questa lista che lei ha mostrato ci sono persone che si occupano di PNRR, ci sono persone che si occupano di prevenzione, ci sono persone che si occupano anche di attività gestionale dei presidi ospedalieri, che hanno maturato un'expertise di tutto rilievo e che chiaramente rappresentano per noi un momento di sicurezza continuativa nella nostra organizzazione. Ciò posto però, l'assessorato le sta dimostrando che c'è l'intendimento di interrompere questo modus agendi, ma dobbiamo garantire la continuità delle attività lavorative all'interno dell'assessorato. Anche perché, ripeto, e lo voglio sottolineare ancora una volta, attenzione, perché alcuni sono lì da 15 anni. E vorrei anche ricordare che nessuno di questi, perdonatemi, Cicero pro domo sua, nessuno di questi è arrivato con me. Chiaro? Nessuno di questi è arrivato negli ultimi 11 mesi di mia presenza all'interno dell'assessorato. No, questo lo dico perché ognuno ha il proprio stile di organizzazione del lavoro. Il mio stile è questo. Io ho cominciato da un atto di interpello e da quello che si comincia, e onorevole Lavardera, le do il mio impegno a continuare in questo senso. Detto questo, Presidente, ora darei il riscontro sulla norma dell'articolo 8 e
e le osservazioni che sono state poste dall'onorevole De Luca, che ha commentato che questo provvedimento ha una designazione nel suo titolo che forse non è coerente con i contenuti. Io mi permetto di insistere. Dico mi permetto di insistere perché questa osservazione l'avevo già fatta in sede di Commissione Salute. Questo intervento, che potrebbe sembrare semplicemente lo sviluppo di un cruscotto avanzato appunto di monitoraggio finalizzato alla gestione digitalizzata delle liste d'attesa, non è nulla di tutto questo. Questo è uno strumento gestionale, strategico, perché stiamo lavorando sulle liste d'attesa. La prima fase l'abbiamo, e mi permetto di dire con grande senso di soddisfazione, risolta, perché oggi la Regione Sicilia non ha più una prestazione urgente o da erogare in tempi brevi che sia fuori norma. Non ne ha più, perché abbiamo costituito in tutta la Regione tutta una serie di percorsi che consentono al paziente di trovare immediata risposta se questa è urgente o breve. Un sistema di liste d'attesa che è stato alimentato nel corso degli anni con attività che, perdonatemi, non sempre sono state in linea con principi di buon andamento e di buona amministrazione, non può trovare un'immediata risoluzione. La trova soltanto se uno riesce ad inserire in questo contesto un'operazione strategica che consente di risolvere il problema nei suoi impasse diversi, perché non ne abbiamo uno solo di impasse che determina l'imbuto e la lista d'attesa. Gli elementi sono diversi. Questa piattaforma ha il significato di una metodologia che ci consentirà di poter evitare che il fragile, il cronico, colui di cui noi conosciamo il bisogno, per poter ottenere una prestazione si prenoti da qualche parte. La piattaforma serve per accompagnare il soggetto fragile, cronico, di cui conosciamo i bisogni. Non abbiamo bisogno che lui si vada a prenotare per una visita specialistica o per un esame diagnostico. Siamo noi che lo dobbiamo accompagnare, evitando che questo vada ad impattare con un sistema che molto spesso è recalcitrante e molto spesso lo porta fuori, anzi lo porta e lo induce a dire comprati la tua prestazione sanitaria privatamente, e invece noi lo dobbiamo accompagnare con puntualità in un sistema che dica a tutti i fragili della Sicilia, a tutti i cronici della Sicilia, quando presentarsi, dove presentarsi, quale attività di richiamo non deve fare e come dobbiamo accompagnarlo nel suo bisogno. È lo stravolgimento delle liste d'attesa, è la soluzione non in termini quantitativi, perché se io amplio l'offerta, quell'offerta si riempirà in men che non si dica. Qui si tratta di una soluzione metodologica. È una soluzione metodologica che noi possiamo realizzare grazie alle cotte che già abbiamo e sono tutti funzionanti, realizzate con il PNRR. Non dobbiamo fare niente di più, dobbiamo dargli il sistema, dobbiamo dargli lo strumento. Uno strumento digitalizzato, uno strumento chiaramente in cui dovremo canalizzare tutti i nominativi di tutti i nostri soggetti e poi gestire provincia per provincia, direi ancora di più, distretto sanitario per distretto sanitario, i bisogni di queste persone. Non si può considerare un acquisto sic et simpliciter di una piattaforma, sarebbe riduttivo. Da qui la definizione dell'articolo 8. Ed è un'attività che noi riteniamo essere fondamentale, perché quando avremo tirato fuori da questi silos che sono le liste d'attesa tutti gli urgenti e tutti i brevi, perché le abbiamo già soddisfatti,
tutte le prestazioni dei fragili, tutte le prestazioni dei cronici, perché li stiamo accompagnando noi al percorso di vita sanitaria del quale hanno bisogno. Rimarranno le altre prestazioni differite, le altre prestazioni programmate, ma quelle riusciamo ad affrontarle e riusciamo a affrontarle nei termini, e affrontare una prestazione sanitaria nei termini significa garantire equità di accesso alle cure, perché l'equità di accesso passa dalla disciplina e dalla regolarità dell'esecuzione delle nostre attività sanitarie. Grazie. Grazie Assessore anche per i chiarimenti, grazie Assessore. Allora colleghi, io ho i vari interventi che man mano sto registrando. Vi do la parola in ordine in base al tempo in cui il collega si è registrato, e poi chiedo eventualmente all'assessore, sempre per rasserenare anche gli animi di chi poi interverrà se ci sono ulteriori dubbi, a margine eventualmente assessore, se lo ritiene opportuno, se vuole poi rispondere agli ulteriori quesiti, lo può fare tranquillamente. Prego, onorevole Campo. Colleghi, ovviamente vi chiedo, siccome siete in tanti che vi siete registrati su questo articolo, vi chiedo di rimanere nei tempi dei 5 minuti, altrimenti vi dovrò togliere la parola. Prego, onorevole Campo. Grazie Presidente, Governo e colleghi deputati. Allora, io intanto partirei dal fatto che questa norma non la chiamerei abbattimento per le liste d'attesa, perché mi sa veramente di grossa presa in giro per i siciliani che le liste d'attesa possano essere abbattute con un sistema software, perché Assessore, lei non ha neanche la più pallida idea di che cosa significa lista d'attesa, perché fino ad ora questo governo si è solo occupato non di risolvere i problemi delle liste d'attesa, ma i problemi di casa Cuffaro. Voi non lo sapete cosa significa stare 720 giorni ad aspettare per una colonoscopia, 500 giorni per una visita normale, e volete risolvere il problema acquistando un software, facendo magari una gara, l'ennesima gara, dopo che abbiamo parlato per settimane e settimane dei problemi di questa regione legati alle gare truccate, alle gare passate agli amici degli amici. Questa gara che sicuramente dovrebbe passare dalla centrale unica di committenza, dove c'è sempre la lente di ingrandimento di sopra, dove vengono fatti ribassi anomali del 99%, dove vengono ritirate, ripubblicate e passano anni e anni. Non siamo assolutamente d'accordo che questo sia il metodo per risolvere il problema delle liste d'attesa. Basterebbe applicare semplicemente la legge nazionale 124 del 98, che quando si superano i tempi utili per una visita si ricorre alle strutture convenzionate. Ci sono dei meccanismi molto semplici dove non c'è bisogno sempre di mettere le mani sopra le gare d'appalto. È un'indecenza, una vergogna. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. L'onorevole Cracolici. Prego, onorevole. No, io provo a separare le questioni che sono state poste oggi a seguito della trattazione di questo articolo, perché la questione che ha posto la Vardera e di cui l'assessore ha dato. Colleghi, vi chiedo al solito, chi deve interloquire lo faccia fuori dall'Aula. Ve lo chiedo cortesemente, perché altrimenti ho difficoltà a seguire i colleghi che intervengono. E su cui l'assessore ha dato, diciamo, il quadro della questione, dicendo anche una verità, che la questione del personale comandato presso l'assessorato alla salute è una misura che è stata attivata 15 anni fa almeno. Ricordo che era contenuta nella legge di riforma cosiddetta la legge del 2009,
Ragazzi, è complicato fare l'intervento, Però una domanda io la voglio fare, poi ci darete la risposta, al di là dell'organizzazione. Faccio un plauso all'assessore che ha annunciato di aver fatto una ricognizione per valutare anche gli eventuali rinnovi alla luce del rinnovo. Però ricordo che la norma che autorizzava l'assessorato alla salute e poi qualche anno dopo l'assessorato al bilancio di avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni riguardava delle unità che non superavano, se non ricordo male, la decina di unità nell'assessorato alla salute e 5 unità all'assessorato al bilancio. Il fatto che siamo arrivati a 29, per la verità mi risultava qualche numero in più. Con sistemi stipendiali che hanno generato quella protesta delle organizzazioni sindacali o di qualche organizzazione sindacale, utilizzando strumenti come quello di integrare la parte dello stipendio tabellare prevista per i dipendenti pubblici alle parti integrative connesse alla gestione di alcune operazioni dentro l'assessorato alla salute a partire dal PNRR, per le quali ci sono state delle integrazioni salariali, portando ad esempio una serie di stipendi praticamente a raddoppiare rispetto allo stipendio tabellare. Questo è chiaro che ha generato un sistema di crisi. E quindi se siamo passati da 10 a 29, questo non è avvenuto 15 anni fa, è avvenuto soprattutto negli ultimi anni. E allora è il tema che qui viene posto, perché una cosa è gridare allo scandalo, un'altra cosa è conoscere il sistema. La domanda è: perché c'è stata praticamente la triplicazione del personale all'assessorato alla salute negli ultimi anni? Può essere una giustificazione il fatto che manca il personale? Che manca il personale in tante amministrazioni. Tra l'altro la Commissione antimafia si sta occupando di una questione specifica che riguarda la gara sugli elicotteri, sulla quale è intervenuta l'ANAC con la richiesta di chiarimenti pesanti all'amministrazione regionale. E una delle ragioni di questi rilievi fatti dall'ANAC, che per la verità erano già stati posti anche da una collega con un'interrogazione parlamentare, la collega La Roccarruvolo, era il fatto che sia il RUP sia l'Espertix, cioè un avvocato amministrativista che doveva avere competenze in materia di misure sulla cosiddetta navigazione aerea, almeno l'avvocato non aveva proprio queste competenze specifiche, e il RUP è un RUP che viene utilizzato da diverso tempo in maniera costante a fare il RUP, malgrado le norme sull'anticorruzione stabiliscono che oltre un certo termine non puoi reiterare incarico. Quindi che ci sia un problema dentro l'assessorato è evidente che c'è, e devo dire con grande onestà, se poi, come ha detto il collega Lavardera, sentiamo che un parente stretto dell'attuale direttore generale dell'assessorato alla salute sia tra quelli comandati presso lo stesso assessorato, anche se mi risulta che è stato assegnato al vicino di casa, cioè al DASOE, però c'è un problema di opportunità grande quanto una casa. Qui siamo in presenza di un governo che fa di un governo. Io immagino che chi ha fatto queste operazioni non l'ha fatte di nascosto. Immagino che ha chiesto in qualche modo la condivisione o comunque la copertura politica da parte delle autorità di governo. Non so se la sua predecessora o l'attuale Presidente della Regione, visto che lui è sempre stato Presidente anche quando c'era
anche quando c'era la sua predecessore. E allora il tema che viene posto è un tema delicato, su cui personalmente una parte di questi temi sono oggetto di un'attenzione della Commissione antimafia, ma io avevo annunciato, mi dispiace che qualche collega qui non c'è, io credo che sia venuto il tempo a inizio di attività col nuovo anno, di istituire una commissione d'inchiesta sulla sanità e sulla gestione dell'assessorato alla salute in Sicilia. Abbiamo il dovere di capire che cosa è avvenuto nel corso degli anni. Mi fermo qua. Per quanto attiene invece il testo di cui stiamo parlando, io ho ascoltato con interesse l'assessore Faraoni. Dice: non è un cruscotto, non è solo un cruscotto, non è tante altre cose, ma ho capito che è l'acquisto di un sistema tecnologico prevalentemente per la cosiddetta presa in carico di alcune tipologie di pazienti che sono quelli più noti al sistema sanitario, cioè i cronici, eccetera, eccetera. Ma faccio una prima domanda. Abbiamo liquidato Sicilia Digitale in Sicilia? Perché mi risulta che l'amministrazione regionale ha costituito una società, per la verità nel corso degli anni l'ha pure trasformata, per la gestione di tutte le procedure informatiche della regione siciliana. Ho capito che Sicilia Digitale, per la verità sento dire spesso, soprattutto nella struttura amministrativa, che è un disastro la gestione di Sicilia Digitale. Fino a qualche giorno fa c'è stata una delle procedure con il famoso Click Day alla formazione professionale gestita dalla Sicilia Digitale che si è bloccata e hanno dovuto rifarla dopo qualche giorno. Quindi che ci siano problemi nella, come dire, governance della società Sicilia Digitale probabilmente sono problemi evidenti. Ma qui stiamo parlando di una questione su cui una infrastruttura tecnologica, lei mi ha interrotto prima, una infrastruttura tecnologica esiste già, si tratta di rafforzarla, di specializzarla, di accompagnarla rispetto a quegli obiettivi che io considero cosa buona e giusta, se possiamo separare, diciamo, una quota importante dei pazienti che si rivolgono al sistema sanitario. Ma appunto, e perché Sicilia Digitale, malgrado assessore, lei da quanti mesi è che fa l'assessore? 8 mesi, un anno? 11 mesi. Nel 2023 uno dei primi atti con cui questo Parlamento nella legislatura inaugurata mi dispiace che non ci sia il Presidente, si è caratterizzata, è stata la prima parola d'ordine: abbattere le liste d'attesa dando i soldi ai privati. È arrivato il Presidente. Questa è stata la parola d'ordine secondo la quale la soluzione di tutti i problemi era, come dire, aumentare le prestazioni attraverso l'acquisto di queste prestazioni dai soggetti privati. Nel corso di questi 2 anni e mezzo, la questione delle liste d'attesa, anche per lo scandalo nazionale, una per tutti la vicenda Trapani, ma non solo, ha generato, c'è stato un impegno anche di tipo finanziario da parte della Regione verso il tema delle liste d'attesa. Ora lei ci ha dato notizie che siamo rientrati nella legalità per quanto attiene alle questioni ecco, lo dica con relativa prudenza, perché dire che oggi siamo nelle brevi e siamo dentro i termini di legge, io sarei un po' più prudente, perché non mi risulta che ad oggi una visita per una conoscopia piuttosto che per un esame al seno per le donne sia nei tempi previsti diciamo, non dalla legge, ma dai protocolli relativi.
ma quando c'è un problema, il problema via via si può risolvere, non si chiede a nessuno di fare miracoli da un giorno all'altro. Però la domanda che io oggi pongo, qui stiamo decidendo di dare 6 milioni di euro, 3 milioni e mezzo più 1 milione e mezzo, 1 milione e 3, ripeto, non ho capito a chi, non voglio il nome e cognome, vorrei capire a chi, nel senso se è integrato da Sicilia Digitale o se è la stessa Sicilia Digitale, o comunque se questa procedura di rafforzamento tecnologico per il sistema della tracciabilità, usiamo questa espressione, delle attività connesse alla gestione delle liste d'attesa, anche se poi leggo qui che bisogna fare una serie di verifiche sulla mobilità passiva, su da dove partono, da dove arrivano, sulla mobilità tra le varie province, se uno di Enna va a Caltanissetta quanti sono quelli di Enna o viceversa che vanno a Caltanissetta, e così potrei continuare, che forse c'entra poco col cruscotto, diciamo, di cui si sta parlando. Ma il nodo essenziale è che noi stiamo spendendo 6 milioni di euro che probabilmente saranno utilissimi, ma senza capire sinceramente come. Perché noi in questi 3 anni, da quando Schifani è Presidente della Regione, sulla quota delle questioni delle liste d'attesa abbiamo investito decine e decine di milioni. Non mi pare che si sia fatta l'operazione principale, che era quello di rafforzare in termini quantitativi l'offerta sanitaria, in termini cioè medici, infermieri, personale specializzato assunto dal sistema sanitario. Abbiamo dato maggiori risorse alla sanità privata, che è già convenzionata. Attenzione, quando parliamo di sanità privata in Sicilia facciamo un errore, perché in realtà sanità privata in Sicilia non ce n'è, perché la sanità privata è già nel sistema pubblico e quindi la paga la Regione in gran parte. Poi ci sono i poveri cristi che a causa delle liste d'attesa scelgono di pagarsi la prestazione dei privati direttamente con soldi propri, oppure quelli che hanno il sistema assicurativo, dove purtroppo, io dico, questo rischia di diventare il modello di garanzia del sistema della sanità per chi non può avere santi in paradiso se non l'assicurazione con cui pagarsi le prestazioni. Allora io intanto le chiedo, Assessore, forse questa norma, anche per una minore retorica narrativa, perché è più una narrazione di retorica che l'obiettivo concreto che si vuole perseguire, proverei a riscriverla per dire obiettivo, tempistica degli obiettivi e a cosa concretamente deve servire. Perché se ci limitiamo a fare una mera narrazione in cui non è un cruscotto ma è un cruscotto, alla fine io, che non sono un cruscottista, non ci ho capito nulla di quello che dovremo fare. Pertanto, ripeto, può darsi che questi soldi saranno necessari e utili, e se sono necessari e utili per abbattere le liste d'attesa, cosa buona e giusta, perché l'obiettivo è cancellare le liste d'attesa in Sicilia. Però fateci, visto che abbiamo speso già decine e decine di milioni, e il PNRR, di cui alcuni comandati sono stati chiamati a svolgere quelle funzioni, destinava anche una parte di risorse. Lei ha parlato dei COT, giusto? Come si chiamano? COT. Che sono stati delle COT. Collega Gregolici, se può andare a conclusione. Non dobbiamo fare Bene, quelle istituzioni quelle strutture sono state costituite con i fondi del PNRR, almeno le strutture, poi il personale è sempre quello di prima, anche se una parte sono stati assunti. Ma possiamo sapere ad oggi a che cosa sono serviti? Come stanno funzionando, se sono stati finalizzati alla gestione, perché poi una parte di queste attività che lei dice, e viva Dio, è buono che partano, forse non c'è neanche bisogno del cruscotto, c'è bisogno di una buona gestione dei numeri di telefono.
semplicemente di un rapporto diretto tra l'utente e la struttura sanitaria. E siccome lei è stata pure direttore di della più importante azienda sanitaria siciliana in termini di quantità, lei conosce il sistema, ha il know-how, a differenza di qualche suo collega che non ha mai fatto il direttore. Quindi io sono preoccupato che mettiamo soldi senza raggiungere obiettivi. Ci spieghi in maniera precisa, in una norma che sia decifrabile per obiettivi e per tempistica di raggiungimento, cosa si vuole fare. Io personalmente, se si realizza l'obiettivo che lei dice, gli batterò le mani, però continuare a votare norme a sacco d'ossa, cioè spendiamo soldi senza sapere mai quali sono i risultati, beh, sinceramente rischia di diventare una presa in giro. Grazie. Onorevole Cracolici. Colleghi, io ho in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interventi, 9 interventi. Cambiano, Sunseri. Ok, io ho una decina di interventi. Io vi chiedo cortesemente, se i 10 interventi sono tutti e 10 entro i tempi prestabiliti dei 5 minuti, riusciamo a completare in un'ora. Ve lo chiedo perché altrimenti dico, noi rischiamo qui di andare avanti nella discussione generale dell'articolo e di non votare gli emendamenti all'articolo. Questo è chiaro che... Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giristo. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Assessore, le parlo per dirle, Assessore, che in Commissione sono stato, prima ancora che lei fosse nominata Assessore, scusi, allora riparto, Assessore. Lei è qui da 11 mesi, ancora prima che lei fosse Assessore avevo già proposto più volte in Commissione questa rivoluzione copernicana che lei ha in questo momento, ci ha fatto sentire in questo momento, e ne sono felice perché questo credo che sia il modo giusto per poter risolvere tante problematiche che ci sono in questo momento, non solo sulle liste d'attesa ma su tanto altro, Assessore. Scusate però colleghi, sto parlando, se per cortesia. Allora, sono testimoni, Assessore, le aziende che lavorano sull'intelligenza artificiale, a cui ho chiesto già da 2 anni qualcosa che possa rivoluzionare il sistema, non solo per le liste d'attesa, Assessore, ma le faccio un esempio. Nasce un bambino, alla nascita già il sistema, l'intelligenza artificiale, la possibilità che un'applicazione che viene data, consegnata alla famiglia, sia la sanità, Assessore, mi ascolti, a inseguire, sia la sanità che insegua il bambino già nei primi passi, che sia la sanità che insegua il bambino dalla nascita per le vaccinazioni. Ci nasce un bambino e gli puoi già destinare alla vaccinazione senza che sia il paziente che deve andare a prenotare la vaccinazione. Cioè, oggi ancora siamo al momento in cui il genitore deve prenotare, possiamo fare il contrario. Sarà l'applicazione che può chiamare il bambino, la famiglia, per essere vaccinato. E questo vale per tutto, in modo che la sanità possa inseguire per tutta la vita quel bambino, fino a quando diventi un adulto, fino a quando diventi un anziano. E risolveremo migliaia di problemi. È una rivoluzione veramente di pensiero. E lei ha detto ora la utilizzerà per le liste d'attesa. Ne sono contento perché per le liste d'attesa può funzionare. Sappiamo tutti che esiste un 30% di non-show.
No show significa di pazienti che non si presentano alla prenotazione perché nel frattempo si sono prenotati privatamente, Assessore. Quindi ben venga. Qual è la mia preoccupazione, Assessore? Come ha detto l'onorevole Cracolici, ha detto giusto, c'era già un CUP, si erano stati investiti milioni di euro per quello che riguarda le liste d'attesa, il CUP, il sovracup, e lei sa che questi non hanno fino ad ora, lo dicono i suoi funzionari, Assessore, il CUP e il sovracup non hanno funzionato, non hanno dialogato. Quindi che ci sia un correttivo ben venga, ma fino ad ora non hanno funzionato. La mia preoccupazione, come dice l'onorevole Cracolici, è che noi possiamo sapere, conoscere come saranno investite queste risorse. Assessore, non sono 60.000 euro, non sono 600.000 euro, sono 6 milioni di euro e vogliamo sapere come verranno spesi, perché questo è quello che serve. In commissioni vogliamo essere considerati per poter conoscere come utilizzerete queste risorse. Per noi è fondamentale e io mi auguro, e fra 6 mesi lo sapremo, quello che riusciremo a fare con questa novità. Chiudo con un semplice un pensiero, Assessore, che è fondamentale. Non sarà sicuramente la digitalizzazione a risolvere il problema delle liste d'attesa dei siciliani. Qui c'è un cellulare in cui ho raccolto in questi mesi decine di segnalazioni di pazienti che non sono riusciti ad ottenere una visita, come dicono i miei colleghi, una visita oculistica a 2 anni. Assessore, una visita oculistica a 2 anni, sono registrate qua, scusi Presidente, sono qua registrate, gliele posso girare, sono fino all'altro ieri queste cose, quindi io mi auguro che ci sia un cambio di passo reale, non solo con la digitalizzazione, ma con tutto quello che concerne il problema delle liste d'attesa. E chiudo dicendo una cosa importante: dobbiamo essere tutti insieme. Sarebbe opportuno che, Assessore, anche la medicina territoriale funzioni, perché senza la medicina territoriale noi non riusciremo mai ad abbattere le liste d'attesa, perché quella è una delle funzioni importanti della sanità e che serve da filtro affinché non si intasino pronti soccorsi, non si intasino ambulatori senza senso. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Marano. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Io avrei una domanda per l'assessore, ma la questione sulla riduzione dei tempi delle liste d'attesa la calcolate basandovi sul fatto che non rispondendo alle telefonate al CUP di conseguenza si riducono le visite e quindi riducete le liste d'attesa? Perché, Assessore, mi creda, non le dico una bugia, stamattina l'ultima telefonata di una signora che non riesce a prenotarsi una visita da 3 mesi. Glielo giuro, mi ha chiamato stamattina, 3 mesi a Catania, il CUP di Catania, non risponde e questa signora da 3 mesi non si prenota la visita. Io mi chiedo, ok, se ci saranno cose migliorative da attuare, ma fino ad oggi lei c'è da 11 mesi, ma io qua sono da 8 anni, questo governo di centrodestra è sempre lo stesso perché vi siete mescolati con i ruoli, ma sempre voi siete, non avete risolto il problema non l'avete risolto. È assurdo che in Sicilia non ci si può curare, le persone vanno via se hanno i soldi e si curano al nord Italia. Se hanno le condizioni di accedere al credito si fanno i prestiti per curarsi. Chi è una persona che è in condizioni economiche disagiate rinuncia alle cure.
Sta succedendo questo. Avete la responsabilità della vita delle persone. E mi perdoni, Assessore, è un CUP, è un call center. Ma perché quando chiamiamo in tutti i call center d'Italia, perché siamo tutti quanti utenti di diversi servizi di cui usufruiamo, tutti i call center rispondono? In Sicilia al CUP per fare le visite mediche non risponde nessuno. Le ripeto, stamattina l'ultima telefonata. Grazie. Grazie onorevole Marano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Allora, io intanto vorrei fare qualche considerazione su questo articolo. Parto dalla prima. Il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Regione e tutto il Governo non si devono stupire di questa richiesta di tanti deputati dell'Assemblea regionale siciliana a intervenire sul tema della sanità, perché Presidente della Regione, Assessore Faraoni, Presidente dell'Assemblea, da quanto tempo chiediamo un'aula dedicata a trattare i temi della sanità? E noi adesso ci stupiamo che tutti i colleghi parlamentari vogliano un concreto dibattito serrato su questo tema. Da oltre un anno siamo qui a chiedere di parlare di quelli che sono i problemi della sanità siciliana, dei problemi della nostra rete ospedaliera, delle liste d'attesa. E oggi ci stupiamo di questo. Presidente della Regione, io credo che obiettivamente questo significa mortificare il lavoro dei parlamentari che quotidianamente, come qualcuno prima di me ha detto, si trovano a confrontarsi con i cittadini che vengono veramente mortificati nella indisponibilità di ottenere il diritto sacrosanto previsto dalla nostra Costituzione. E allora io qua reitero l'istanza rappresentata in tanti momenti, in tante fasi di confronto, l'ultima quando abbiamo discusso delle interrogazioni della rubrica sanità, quando a me personalmente si rispondeva a interrogazioni datate oltre un anno e mezzo addietro. Questa è la situazione della discussione della sanità in Sicilia ed oggi l'unico articolo che tratta di sanità, a scanso di equivoci, sicuramente non la risolverà la problematica della sanità in Sicilia, perché vorrei evitare che magari, qualora questo articolo venisse poi approvato, il Presidente della Regione o qualcuno della Giunta uscisse fuori con qualche comunicato o con qualche slogan del pari di quello che è stato diramato nel gennaio del 2024, notizianza, quando il Presidente della Regione, dichiarando vergognose le liste d'attesa, a sua volta diceva pure che erano state abbattute del 90% e in alcuni casi che erano state azzerate. Quindi attenzione al terreno in cui ci stiamo muovendo in un contesto nel quale ci sono centinaia di migliaia di prestazioni che non vengono rese, la gente rinuncia quotidianamente a curarsi, può curarsi solamente se mette mano al portafoglio e in molti casi, e io penso per esempio alle persone che non hanno lavoro, alle persone che hanno dei sussidi, alle persone che hanno il trattamento minimo della pensione o le pensioni sociali, non riescono a curarsi. Allora, questo articolo non è in alcun modo risolutivo di alcunché. Non si parla di prevenzione, non si parla di rete territoriale, non si parla di un adeguato sistema di digitalizzazione della nostra struttura sanitaria regionale. Probabilmente saranno solamente delle misure tampone, ma io faccio una domanda aggiuntiva. E allora qui si parla di una piattaforma, di un cruscotto, di un adeguamento tecnologico e come diceva qualcuno che mi ha preceduto, noi abbiamo delle società che sono all'uopo preposte a portare avanti interventi di natura tecnologica, informatica, infrastrutturale a supporto della Regione siciliana. Perché dobbiamo sostenere questi oneri anziché invece utilizzare le disponibilità presenti anche all'interno delle nostre strutture? Perché non utilizziamo i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o di altre risorse di natura extraregionale? A queste domande l'assessore dovrebbe rispondere in una sanità che, visto quello che è stato detto poc'anzi sulla questione dei comandati, obiettivamente
piove sul bagnato. Noi abbiamo un Sovracup che non funziona bene, ti fanno prenotare, assessore Faraoni, le visite quando in effetti poi non sono disponibili, creando ulteriore disagio ai siciliani che hanno necessità di sostenere appunto quelle prestazioni. Non è integrato con il sistema dei privati, in sostanza il sistema è inadeguato, non funziona il CUP, non funziona il Sovracup e in questo ambito la gestione del centrodestra sulla sanità in Sicilia è assolutamente responsabile, è la causa di questo disastro. Che poi venga qui l'assessore Faraoni e ci dice che ha risolto il tema delle prestazioni urgenti, io credo che questo sia un ulteriore elemento di disagio che noi viviamo, assessore, le devo dire, perché lei sa benissimo, e vado a concludere, che è vero che si è data un'accelerazione rispetto a quelle che sono le prestazioni urgenti, che magari vengono coperte fino all'80%, non sicuramente nella totalità, ma questo ha determinato che tutte le altre prestazioni invece sono andate indietro e ci vogliono anni per ottenere alcune prestazioni, fino ad oggi una visita cardiologica, Grazie, fino onorevole. ad oggi una mammografia. Quindi evitiamo slogan, evitiamo norme di facciata e concretamente impegniamoci sul tema della Grazie onorevole Giambona. A me dispiace interrompervi, colleghi, però vi sto facendo intervenire, però comunque vi faccio intervenire nei tempi previsti, cioè i 5 minuti, quindi mi dovete scusare se vi interrompo, però altrimenti gli altri interventi non li ascoltiamo in maniera corretta. Chiesto intervenire l'onorevole Spada, prego onorevole. Grazie Presidente, ma guardi, ogni volta che si interviene sulla sanità in quest'Aula bisognerebbe ricordare che siamo in Sicilia e siamo in Sicilia, in una terra che purtroppo ricorda i disastri che si sono verificati sulla sanità. Quando parliamo di liste d'attesa, assessore, siccome la responsabilità, io capisco il suo ruolo amministrativo che ha svolto in maniera egregia da direttore, ma lei oggi ha una responsabilità politica perché è assessore alla sanità e lei non può iniziare un dibattito in quest'Aula non scusandosi per quello che è accaduto a Trapani alla professoressa Gallo. E lo sa perché glielo dico? Glielo dico perché bisognerebbe affrontare il tema delle liste d'attesa non in maniera trionfalistica, dicendo addirittura che tutte le ricette, le prescrizioni brevi e urgenti sono incanalate e vengono rispettate nei tempi. Ma assessore, non continui a dire questa cosa, perché significa altrimenti che lei non ha contezza di quello che accade nei territori. Poco fa la collega le ha detto che c'è a Catania una signora che chiama da 3 mesi per prenotare al CUP di Catania che non risponde. Quindi bisognerebbe avere un atteggiamento diverso, un atteggiamento più consono a quello che è la dignità dei siciliani, che in Sicilia non riescono a prenotare una visita e che muoiono. Quindi è inutile che si sbraca e che fa questi gesti. Assessore, lei dovrebbe mantenere un atteggiamento idoneo a quest'Aula e nel ruolo che si rivolge esercita, alla Presidenza, non è? invece di bollare con superficialità un tema che secondo me è importante, perché io non contesto la norma. L'articolo 8 è una norma che sicuramente potrà portare dei benefici in termini di liste d'attesa, ma non si può però far finta che tutto funzioni e che in questa regione chi ha una necessità di visita nei 10 giorni questa necessità venga rispettata. E glielo dico perché sto sul territorio e sto sul campo e sono uno di quelli che molto spesso si interessa per capire dove si inceppa il meccanismo, perché poi le persone disperate, invece di rivolgersi all'assessorato, si rivolgono a chi sta sul fronte, ai sindaci, ai deputati. Dovremmo indirizzarli verso altre strutture forse, laddove alcuni meccanismi si inceppano e non funzionano. Tant'è come ad esempio quando non rispondono al CUP. Tant'è che l'intervento, e vado a conclusione Presidente, verte sulla necessità da parte dell'assessorato
di in qualche modo poter indirizzare queste persone laddove si presentino anomalie, inceppi nel sistema, a rivolgersi direttamente o ai direttori generali o ai direttori sanitari o in assessorato o chiamare un numero di emergenza dell'assessorato, perché diversamente noi continueremo a vedere morire persone che non riescono ad avere in tempo magari i referti, persone oncologiche come è accaduto a Trapani, e lei rimarrà convinta che invece il sistema delle prenotazioni e delle visite in Sicilia funziona, in cui i tempi vengono rispettati, e che chi invece contesta questi dati e fa queste considerazioni debba essere tacciato come chi vuole fare una semplice opposizione strumentale. Grazie. Grazie onorevole Spada. Ha chiesto di intervenire l'onorevole La Roccarupolo. Prego onorevole. Grazie Presidente. Governo, colleghi, intanto mi voglio congratulare con l'assessore Faraoni per avere messo mano a questa enorme lista dei comandati, perché se è vero che per quanto riguarda il comparto dirigenziale ce ne sono 26, per il comparto non dirigenziale ce ne sono altri 16, quindi parliamo di una cinquantina di persone a fronte di una norma, come bene ha ricordato prima l'onorevole Cracolici, che ne prevedeva 10 per quanto riguarda la sanità e 5 per quanto riguarda l'assessorato all'economia. Voglio poi dire che gli stipendi, prima il collega Lavardera ha fatto una carrellata, ma il minimo che ho visto è di 92.616 e il massimo arriva a 195.244. Mi direte che è all'ordo, ma queste sono le somme. Noi questa mattina abbiamo votato l'articolo 3 di questa finanziaria voluta dal Presidente della Regione. Mi sono congratulata con un comunicato stampa, ho sostenuto la norma in Commissione Bilancio per quanto riguarda il lavoro agile, per fare tornare i nostri giovani, e spesso sono delle menti che vanno fuori dalla Sicilia perché non trovano un lavoro. Bene, la domanda è semplice: perché, visto che serve tanto personale, gente con tanto di laurea e competenza, con funzioni a volte amministrative che con i medici penso che poco c'entrino, perché non pensare ai concorsi per dare spazio ai nostri giovani che sono costretti ad andare fuori? Il collega Cracolici ricordava poi di questi comandati utilizzati per il PNRR, per competenze con incarichi di RUP, con competenze particolari che poi a loro volta si rivolgono ad altri esperti, che poi esperti non sono e che si pagano a parte. Io per questo ho fatto un'interrogazione parlamentare, ho mandato le carte alla Corte dei Conti e all'ANAC e devo dire che l'ANAC mi ha dato ragione. Non sono apparsa una visionaria come qualcuno vuol fare passare all'interno di questa Aula o fuori da questa Aula. Detto questo, quindi mi complimento per il lavoro che sta facendo e mi auguro, perché capisco perfettamente che all'interno dell'assessorato sanità servono delle competenze specifiche, ma facciamoli questi benedetti concorsi, diamola questa possibilità a gente che veramente è un genio fuori dalla Sicilia e da noi viene sempre tagliata perché si preferisce aiutare l'amico dell'amico. Altra cosa, la norma di oggi. Io voterò questa norma, la riscriviate, non la riscriviate, la voterò, perché sono convinta che qualcosa si deve fare per abbattere queste liste d'attesa. Però, Assessore, io qualche chiarimento da lei lo vorrei.
a parte il discorso che lei dice di questi operatori virtuali per indirizzare i pazienti, per ricordare la data, l'ora e il luogo della visita prenotata. Ma facciamo un passo indietro. La visita prenotata, io non lo so se ci vogliono 3 mesi, ma siamo in una fase in cui siamo coscienti tutti quanti che per una visita i 15-20 giorni, parlo soprattutto di pazienti chirurgici e non, ma soprattutto di pazienti chirurgici, i 15-20 giorni che servono per il preoperatorio, non sempre il paziente riesce a fare quello che serve nel preoperatorio in un tempo contingentato, altrimenti quegli esami non sono validi al fine dell'intervento. E allora la mia domanda è: questa piattaforma che si deve attivare con nuove forze lavoro e quindi con personale nuovo che deve essere reclutato? C'è una formazione e verso chi questa formazione avviene? E l'ultima cosa, per quanto riguarda le liste d'attesa, oltre al preoperatorio e ai tempi contingentati che ci sono, se c'è una complicanza durante la degenza, nel post operatorio questo paziente che comunque va a bloccare quel posto in reparto, come viene risolta? Perché le liste operatorie aumentano e lievitano nel pre e nel post operatorio. Se un paziente, anziché stare ricoverato per quel tipo di patologia 3 giorni, 5 giorni, sta ricoverato 20 giorni perché c'è una complicanza, ovviamente il posto letto lo tiene occupato. Cosa succede? La lista operatoria comunque, le liste d'attesa comunque continuerà ad esistere, perché se non liberi i posti non riesci a ricoverare altri pazienti. Quindi ben vengano le novità, ma vorrei capire proprio nel meccanismo che cosa succede, cioè in che maniera o continuiamo ancora a mettere denaro per non avere poi il risultato sperato, che è quello dei cittadini che, come ha detto qualche mio collega, si rivolgono ai centri di prenotazione molto spesso invano. Allora qualche controllo in più forse va anche fatto per capire perché al CUP non si risponde, perché si danno appuntamenti a 3 mesi, perché per accelerare un intervento devi cercare anche per questo la raccomandazione. Grazie onorevole La Roccaruola. È il momento dell'onorevole Laccoto. Vi chiedo sempre, colleghi, di stare all'interno dei 5 minuti. Ma io sarò brevissimo. Io credo intanto, Presidente, che questo Parlamento, io ci sto da tanto tempo, non mi sembra che possa essere degradato al punto che noi possiamo mettere all'udibrio pubblico alcune situazioni. Si tratta di persone che comunque da tanto tempo si trovano lì, che lavorano e che assolvono a compiti che io ritengo oggi necessari e improcrastinabili. Poi è un discorso, si dovrà vedere intanto quali possono essere le soluzioni. Però a me non sembra giusto che questo Parlamento sia degradato a tal punto, Presidente. Tanto io penso che alcune cose non potevano fare oggetto di questa finanziaria o di questi interventi nella finanziaria. Se ci sono delle cose da chiarire, si chiariscono attraverso i mezzi che i parlamentari hanno, interrogazioni o altro. Poi per quanto riguarda le liste d'attesa, io mi permetto di dire che dal momento che si dice che il CUP non risponde, il Sovracup non risponde, vi è una piattaforma che viene proposta oggi dall'assessore e credo che sia utile provare a vedere se attraverso una piattaforma che lascia anche quelle che sono le richieste, quelle che sono le risposte, quelli che sono i tempi, quelli che sono anche le eccezioni che devono essere fatte d'urgenza, possa corrispondere a quello che è l'intendimento da parte di tutti di poter abbattere le liste di attesa. Altro discorso riguarda Sicilia Digitale. Io sono d'accordo su questo. Ho chiesto più volte che venga fatto un sistema informatico serio sulla sanità in Sicilia,
perché non è possibile che noi non abbiamo un sistema che possa dirci complessivamente in tutta la Sicilia quali sono in lista d'attesa, quali sono praticamente i ricoveri inappropriati, quali sono per esempio i tempi per poter fare da ricoverato una TAC o un'ecografia. Quindi io credo che la gestione di una piattaforma possa essere la via giusta, la via maestra per poter tentare di abbattere queste liste d'attesa. L'assessore si è preso il compito di poter naturalmente vigilare e di poter portare a termine questa situazione e io credo che sia un fatto apprezzabile e approvabile. Tutto qua. Grazie onorevole Laccoto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Signor Presidente della Regione, assessori, colleghi parlamentari, certo che davanti a un articolo che riguarda la sanità, che riguarda risorse della sanità, che riguarda la possibilità di abbattere le liste d'attesa, nessuno di noi pensa di buttarla a mare o a voti segreti, perché anche a proposito di questo, noi abbiamo dimostrato sempre che il voto segreto è uno strumento politico legittimo che utilizziamo non su cose fondamentali o su cose importanti come possono essere queste. Quindi l'approccio è un approccio sicuramente positivo. Mi permetto di dire al collega Laccoto che sulla questione sanità non è degradato il Parlamento, perché le intercettazioni, le inchieste, tutto quello che sta riguardando la sanità non riguarda il Parlamento, non riguarda la maggior parte di noi parlamentari, ma riguarda purtroppo il governo e quello che gira intorno al governo. Lo sapete perché ve lo dico? Ve lo dico perché a me da una parte verrebbe di dirvi ma 6 milioni di euro che stiamo mettendo per abbattere le liste d'attesa sono poche, secondo me dovremmo aumentarle, dovremmo metterne molto di più, secondo me. Poi dall'altra parte penso, ma chissà se poi questi soldi vengono veramente utilizzati bene e questi soldi non fanno la fine di tante altre cose che stiamo quotidianamente sentendo e ascoltando. Ve lo dico veramente con estrema semplicità e con grande chiarezza, perché quando purtroppo situazioni di degrado, perché quelle sono situazioni di degrado, onorevole Laccoto, quelle che ascoltiamo nelle intercettazioni, che al di là dei fatti giudiziari, dei processi, comunque sono questioni irreali, sono questioni dove non si vede, non esce fuori una sanità che viene gestita e che viene gestita con oculatezza, con parsimonia, anche toccando atteggiamenti poco etici e poco morali. Io mi riferisco a quelle che sono le intercettazioni che già sono uscite fuori. Quindi io non ho un approccio negativo, l'approccio ce l'ho positivo, però ho un approccio che è appesantito da quelle che sono le cose di cui l'avete fatto appesantire tutti quanti voi. Io mi auguro che queste risorse vengano utilizzate bene. Penso che siano poche, però l'assessore ha fatto un intervento mettendo molto enfasi in questo intervento. Io ancora non l'ho finita di giudicare, assessore. Sinceramente la sto guardando da un po' di tempo, non riesco a capirne veramente il peso politico suo. Penso che quello che lei ha detto è un bell'intervento tecnico, ma politicamente è un intervento debole. Non solo è un intervento debole, ma è un intervento che la espone moltissimo, perché lei quando ci viene a raccontare che non ci saranno più problemi, io me lo auguro, quello che lei ha detto, le fragilità, là dove ci sono le fragilità, dove le abbiamo
certezze di quello che è il bisogno dal punto di vista della domanda sanitaria, della prestazione sanitaria, dell'ecografia, della radiografia, della colonnografia. Cioè lei ha detto non ci saranno più problemi, saranno tutto risolto. Io mi auguro che sia così. Attenzione, questo lei l'ha detto in un Parlamento e ognuno di noi sarà sentinella nel territorio, io per primo, io inizierò questa cosa a farla veicolare nel mio territorio e le comunico che ognuno che rimarrà fuori dalla lista, ognuno che non avrà dei fragili, quelli che ha detto lei, me li sono segnato, i fragili, i malati cronici, coloro che sono ben individuati e che non avranno la risposta immediata, la risposta nei tempi giusti, cioè su questo le chiederemo conto e ragione. Cioè guardi, attenzione, su questo arriveremo, se non ci saranno veramente, noi i soldi glieli metteremo e gli stiamo dicendo anzi che sono pochi, poi per voi vanno bene, ne prendiamo atto. Dopodiché, cioè noi mettiamo in conto che se non dovesse accadere questo, quello che lei ci ha detto, che le risposte immediate nei tempi giusti ci saranno, ma noi mettiamo in conto veramente di occupare tutte le ASP delle province siciliane. Io già per la mia ne prendo l'impegno e occupandole, mettendo in risalto tutte quelle che sono gli adempimenti quindi ne prendiamo atto. Le sue dichiarazioni sono dichiarazioni che rimangono nel Parlamento, su questo le chiederemo conto e ragione. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro, prego onorevole. Allora Presidente, io ritengo che la discussione sull'articolo 8 è una discussione che ha avuto una sua complessità e proprio perché ritengo, mi farebbe piacere se il Presidente della Regione mi ascoltasse un secondo, proprio perché ritengo che l'articolo 8, considerando che si parla di provvedimenti proprio che riguardano il diritto alla salute, ma come il 9 abbiamo capito che le risposte dell'assessore comunque non sono state bastevoli per quest'Aula, onde evitare che noi questa sera continuiamo. Io le chiedo, Presidente, per la complessità, l'8, il 9, il 10, l'11, il 12, le dico di passare direttamente al 13 e le dico anche il motivo, perché in questi frangenti di tempo non mi sta sfuggendo che mi arrivano diverse sollecitazioni, diversi comunicati stampa. Sicuramente l'assessore San Martino che sul tema dei forestali sta fomentando notizie, i sindacati stanno scrivendo dicendo le opposizioni sono pronte a chiedere il voto segreto, fermo restando che su un tema così importante come quello dei forestali, ma come anche consorzi di bonifica come noi siamo stati, proprio per dimostrare dentro quest'Aula alla maggioranza e al Presidente della Regione, lo dico perché ovviamente su queste cose noi ci teniamo, noi non solo diciamo questa sera immediatamente di trattare il 13 per scongiurare qualsiasi tipo di illazione, di ipotesi, di notizia distorta che venga all'esterno, soprattutto nei confronti anche delle organizzazioni sindacali che stanno immaginando e scrivendo dicendo che noi siamo contro i lavoratori. Allora, Presidente, io le sto chiedendo se la mia richiesta può essere accolta, di immediatamente accantonare tutti questi e trattare il 13 perché l'importanza di questo articolo è per noi fondamentale e per dire che noi sulle cose importanti ci possiamo confrontare, ci possiamo dibattere, però non consentiamo a nessuno di poter dire che noi come opposizione siamo contro i lavoratori. In funzione del fatto che ci sono anche diverse proposte circa eventuali riscritture, specialmente sull'11 e sul 12, e in funzione del fatto che sul 13 credo che non ci sia nessuno che azzardi a una richiesta di voto segreto, almeno questo è l'augurio, accolgo la richiesta e passiamo all'articolo 13. Pertanto non so se ci sono interventi sull'articolo 13. Prego, onorevole De Luca.
Comunico che stasera voteremo l'articolo 13, 14 e 15, successivamente sospenderemo l'Aula e la rinvieremo a domani, così siete aggiornati sul da farsi. Saltano tutti gli interventi sull'otto. Grazie Presidente. Questo mio intervento per ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che relativamente all'impegno nei confronti degli operai forestali non c'è alcun tipo di ostilità. Però, Presidente Galvagno, come ho anche anticipato in sede di discussione generale, tutto il mondo dell'antincendio e degli operatori forestali necessita anche di un collegamento e di una guida da parte del Corpo Forestale. Corpo Forestale che oggi è composto da solo 300 unità, di cui 150 andranno in pensione nei prossimi 2 anni, a seguito del concorso che c'è in atto saranno incrementate da 46 e da 128 unità, ma è evidente che i fondi che attualmente consentono l'avanzamento dirigenziale del personale in divisa consentono l'avanzamento di sole 20 unità. E allora la domanda che io mi pongo in questa sede è: ok, servono sicuramente nuove unità, serve aumentare le ore, servirebbe il reclutamento di operai più giovani perché l'antincendio non è un'attività che può essere svolta, sì, ci vuole l'esperienza, ma ci vuole anche la forza e la prestanza fisica, perché parliamo di lavori duri, in condizioni gravose e con esposizione al pericolo. Ma soprattutto serve che ci sia quel personale in divisa che poi conduce, coordina, organizza queste azioni di spegnimento, che ha la possibilità di uscire con i mezzi del Corpo Forestale, che ha la possibilità di rivestire il proprio ruolo all'interno delle postazioni. Vede, Presidente Galvagno, negli ultimi incendi che ci sono stati negli ultimi anni, nella provincia di Messina in postazione c'era un solo uomo del Corpo Forestale che ha fatto turni anche di 36, di 40 ore consecutive. Spesso l'incendio viene avvistato e non può il personale in divisa intervenire perché c'è un solo agente e devono essere almeno in 2. Inoltre manca totalmente gli ufficiali. Quindi da parte del Movimento 5 Stelle non c'è assolutamente difficoltà all'incremento delle giornate, però chiediamo che il Governo in questa stessa sede predisponga un emendamento per consentire almeno di triplicare e quindi avere almeno 60 promozioni a livello di Corpo Forestale, perché diversamente c'è un esercito e mancano tutti gli ufficiali per guidare questo esercito. C'è chi vuole spegnere ma non c'è chi guida la barca. Allora, Presidente Schifani, quello che chiediamo di fare adesso, abbiamo chiesto anche agli uffici dell'Assessorato Ambiente e Territorio di immaginare una formulazione, anche perché credo che si debbano stanziare 200-300 mila euro per questi avanzamenti di carriera, non è che si devono disporre milioni di euro, non è il momento. Sono 200-300 mila euro, ma non possiamo costruire un esercito di soldati senza chi li guida. Quindi chiediamo semplicemente un momento per formulare insieme al Governo un emendamento, stabilire lo stanziamento di altri 200-300 mila euro per gli avanzamenti di carriera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Guardi, Presidente Schifani, non le nascondo che io non ho mai affrontato con particolare attenzione la questione inerente ai forestali, perché ci sono stati colleghi nelle varie commissioni che lo hanno fatto, nella precedente legislatura l'onorevole Trizzino, in questa i colleghi componenti della quarta commissione, e quindi diciamo è un argomento che non ho mai approfondito particolarmente, ma altrettanto non le nascondo che stamattina ho ricevuto decine di messaggi, ed è la prima volta che mi accade,
decine di messaggi di operatori forestali e lavoratori forestali che lamentavano il fatto che le opposizioni, cioè il messaggio che stava passando è che le opposizioni avrebbero chiesto voto segreto, avrebbero bocciato questa norma sui forestali. Ora, dico, che contattino me che non me ne sono mai occupato, già mi sembrava strano. Che girasse voce che era intenzione dell'opposizione bocciarlo mi sembrava ancora più strano, perché il capogruppo non aveva certamente dato questa indicazione al nostro gruppo parlamentare. Su questo tema abbiamo fatto leggi e presentato leggi di riforma del settore che vanno assolutamente a tutela e in favore degli operatori forestali. Mi sembrava un'informazione abbastanza destituita di ogni fondamento e di verità. E siccome, diciamo, su questo tema non possiamo fare passare messaggi diversi, ringrazio ovviamente l'onorevole Catanzaro che lo ha detto in maniera molto chiara. Dobbiamo sgombrare assolutamente ogni nube su questo tema. Le opposizioni non chiederanno voto segreto, ma altrettanto diciamo al governo: ma la legge di riforma sui forestali quando avete intenzione di presentarla? Perché, Presidente Schifani, governate, e il Vicepresidente San Martino governa questo assessorato e questa regione, lei da 3 anni, e noi per 3 anni non abbiamo ricevuto nessuna legge di riforma. Questo è l'ennesimo pannicello caldo da dare a dei lavoratori che chiedono da troppi anni dignità. E noi questa dignità ad oggi non riusciamo a garantirla, però gli promettiamo il pannicello caldo, che ben venga e noi siamo favorevoli, e addirittura si scarica la responsabilità alle opposizioni dicendo che oggi avrebbero chiesto voto segreto per affossare questa norma. No, non ci stiamo, non vogliamo, e rilanciamo al governo: prendetevi la responsabilità, e Presidente, questo lo dico a lei, si prenda la responsabilità di riformare quel settore, di fare una legge di riforma di quel settore. Il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura ha presentato dei disegni di legge, discusso con tutte le organizzazioni sindacali, che andava in quel senso. Purtroppo, ai noi, i siciliani hanno deciso di non affidarci il governo di questa regione, ma lo chiedo a lei: dopo 3 anni è possibile che il governo non abbia presentato una legge di riforma sui forestali? Cioè, è il primo argomento. Cioè, in campagna elettorale ovunque si va, soprattutto in determinate province, si parla solo di forestali, e voi non avete presentato un disegno di legge che va in quella direzione. Allora, siccome non ci stiamo sul scarichiamo la responsabilità alle opposizioni su questa cosa, noi oggi lo votiamo, siamo d'accordo, non chiediamo voto segreto, proprio a dimostrazione che su queste persone non si fa campagna elettorale, come penso purtroppo qualcuno abbia fatto in questi giorni, visto che se hanno contattato Sunseri, che non si è mai occupato di forestali, qualche problema, diciamo, di informazione c'è. Però l'invito è: il pannicello caldo serve a raccontare, a dare una narrazione: vi stiamo aiutando, vi diamo qualche giornata in più, faremo qualcosa in più. La riforma, serve la riforma sui forestali. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona, poi l'onorevole Safina e infine, ultimo intervento, l'onorevole Cracolici e Venezia. Presidente, io la ringrazio di avermi concesso la parola riguardo a questo argomento così rilevante per i lavori di questa Assemblea, ovvero le disposizioni che riguardano i lavoratori del settore della forestazione. Io vedo qui presente il Presidente della Regione, l'assessore al ramo, e hanno perfetta consapevolezza di come il Partito Democratico a più riprese ha sollecitato in diverso modo il Governo affinché si portino avanti iniziative concrete per la valorizzazione dei nostri operatori della forestazione. Del resto è ben noto: i cambiamenti climatici e i problemi della siccità che avanza in Sicilia rendono necessario, improcrastinabile, avere una struttura adeguata a rispondere a queste esigenze, e lo abbiamo detto a più riprese, anche con atti concreti e formali, tra cui la nostra proposta di riforma della forestazione. Una proposta di legge, non solo quella del Partito Democratico, ma anche di altre forze politiche, che non è mai arrivata in alcun modo all'esame delle commissioni di merito. Questo argomento evidentemente è fuori dalle priorità della maggioranza
di governo della nostra Sicilia, ancorché in campagna elettorale sia stato dichiarato tutt'altro, ancorché nella fase di insediamento e nelle dichiarazioni programmatiche il Presidente della Regione avesse rappresentato come dovesse essere una priorità. In sostanza la solita propaganda. E oggi siamo qui intanto a metterci la faccia, quella che quotidianamente ci mettono le organizzazioni sindacali con le quali ci confrontiamo e che rappresentano il grande sentimento di disagio di lavoratori che oggi operano solamente per 78 giornate lavorative o 101 o 151, che magari 20 anni fa, quando hanno cominciato a lavorare insieme alla disoccupazione, riuscivano a sbarcare il lunario. Adesso le situazioni sono assolutamente cambiate, il costo della vita è notevolmente aumentato e noi dobbiamo dare loro delle risposte. Questi sono dei lavoratori che sono diventati poveri e questo non è più accettabile. Oggi il Partito Democratico, rispetto alla proposta da noi sostenuta di dare una risposta agli operatori della forestazione, ci mettono la faccia e non accettiamo in questo caso dietrologie, non accettiamo forme di terrorismo. Il voto segreto, quando questo voto segreto viene chiesto, e lo facciamo quando gli articoli molto spesso sono improponibili, e questo non è il caso, non mettetevi, non nascondetevi sulla questione del voto segreto. Dietro invece ci stanno le spaccature enormi dei partiti che in questo momento stanno governando la Sicilia e stanno facendo enormi danni. Quindi allora io esprimo in maniera chiara la mia volontà di sostenere questa misura sull'incremento delle giornate ai lavoratori della forestazione, ma altresì rappresento come sia indispensabile, non più rinviabile, da parte di questo Governo e di questo Parlamento affrontare in tempi rapidi quella che è la riforma complessiva della forestazione, affinché si dia anche una stabilità a questi lavoratori, perché le 23 giornate sono un pannicello caldo, sono una prima risposta, ma non possono essere una risposta definitiva. E da questo punto di vista il Presidente della Regione e tutto il Governo devono prendere un impegno concreto. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire onorevole Cracolisci. Presidente, io non devo dire molte cose perché alcune cose sono state dette dai miei colleghi. Voglio parlare del voto segreto, perché è inutile nascondercelo. Questa riforma, scusate ho sbagliato, questa norma che aumenta di 23 giornate la riforma sarebbe, diciamo, un impegno gravoso per questo Governo elaborarla. Il voto segreto è stato chiesto in quest'Aula. Non facciamo gli ipocriti. C'è un deputato che ha fatto dei video annunciando che finalmente si sarebbe data una soluzione ai forestali di Sicilia. Onorevole San Martino, non mi dica chi è. Non mi dica chi è. Glielo chiede all'assessore accanto a lei. A lei, diglielo tu chi è. Ora lo dico, non sono omissivo. Vieni qua. Gliel'hai detto? Oh. Quindi in qualche modo c'è stata una spinta che sollecitava soprattutto la maggioranza parlamentare formale, perché come si vede non è una maggioranza sostanziale in questo Parlamento, a vendicarsi del video, perché è inaccettabile che questo deputato che fa questo tipo di propaganda sulla pelle di migliaia di lavoratori che da oltre 20 anni, se non 30 anni, sono in una condizione di precariato.
certamente saremmo noi stupidi se proponessimo di assecondare la vendetta nei confronti di una boutade di un parlamentare di questa regione per danneggiare delle persone che ad oggi, vorrei ricordarlo, non sono nelle condizioni neanche di comprare una lavatrice a rate, perché sono lavoratori a tempo, anzi giornalieri, stagionali, e quindi neanche gli fanno il credito rateizzato per poter comprare un elettrodomestico, figuratevi una macchina. A casa è ancora più complicato. Allora, voglio dirlo subito, 23 giornate significa che tutti gli ex 78isti diventano 101isti? Viva Dio! I 101isti faranno 124 giornate? Viva Dio! I 151isti ne faranno 174? Viva Dio! Ma il tema è quale rimane l'organizzazione del lavoro forestale in Sicilia. Perché fino a quando il lavoro forestale in Sicilia è gestito secondo la logica delle giornate e non del servizio, noi ne possiamo aumentare 10, diminuire 5. Assessore, lei sta con la testa assecondando il mio intervento, però le pongo un problema. Se si propone con questa finanziaria l'aumento di 23 giornate, ma mi spiegate perché il finanziamento è solo per il 2026? Nel 2027 e 2028 cosa dovremmo fare? Dove? Dove sono? No. Nel testo del governo non è pluriennale. Lo so che mi dirà l'assessore che con gli avanzi che si produrranno dopo che la Corte dei Conti avrà parificato i bilanci 2024, 4 e 5, quando sarà quello del 25, le risorse ci saranno e potremo dare copertura anche per gli anni successivi. Ma proprio perché questo è un intervento strutturale, avrebbe dovuto evitare il ricatto della pressione, per cui ci facciamo 23 giornate in più nel 2026 e nel 2027 discutiamo. Aggiungo, in questa finanziaria, Assessore, ci sono norme, scusate Pasquale, ci sono norme che prevedono finanziamenti ai parchi archeologici per realizzare l'attività antincendio all'interno dei parchi archeologici. Vorrei ricordarle, Assessore Sammartino, che tra i compiti del Dipartimento Sviluppo Rurale, di cui lei è Assessore, di cui ha la competenza in quanto Assessore all'Agricoltura, è previsto che il Dipartimento debba sottoscrivere convenzioni non solo con i comuni, ma anche con i parchi archeologici, per garantire quella condizione essenziale, visto che li paghiamo i lavoratori, di messa in sicurezza dei parchi archeologici. Mi si dice che la norma che prevede di finanziare i parchi archeologici nasce perché il Dipartimento non risponde alle esigenze dei parchi archeologici. Il Dipartimento a casa sua non risponde. Qui è chiamato da una norma che prevede che il Dipartimento Sviluppo Rurale, non in questa legge ma nelle leggi precedenti, si deve occupare anche dell'attività di manutenzione dei parchi archeologici. Quindi noi qui stiamo prevedendo altre spese, ma soprattutto stiamo prevedendo una cosa, Assessore Sammartino, glielo dica ai sindacati ai quali ha detto che il PD e l'opposizione avrebbe chiesto il voto segreto. Glielo dica a loro che con queste norme nascoste in questa manovra voi prevedete la privatizzazione della gestione del settore della forestazione, perché quando affidate le risorse direttamente ai parchi archeologici state prevedendo
che i parchi archeologici affidino a cooperative o a imprese del settore della forestazione, bypassando l'azienda Foreste Demaniale. Altro che il voto segreto! Qui stiamo parlando del tentativo di creare un blocco sociale di tipo privatistico contrapposto a quello pubblico che oggi c'è dentro la regione siciliana. Quindi per quanto ci riguarda noi sosterremo la misura di aumento delle giornate, oltre che del rifinanziamento del settore, però le ripeto, con questa manovra ci fermiamo al 26, quindi il 27 e 28 Dio provvederà, e soprattutto vi chiedo di essere voi a cancellare quelle previsioni finanziarie, lo dico all'assessore all'economia, proprio perché in atto il Dipartimento Sviluppo Rurale ha l'obbligo di gestire la manutenzione e la messa in sicurezza antincendio per i parchi archeologici di Sicilia. Grazie onorevole Cracolice. Ha chiesto di intervenire onorevole Safina. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Io ricordo bene agli albori di questa legislatura una serie di audizioni in Commissione terza con l'allora assessore, poi ebbe una piccola interruzione, San Martino, nelle quali si discuteva e si preannunciava che l'assessorato da lui guidato avrebbe portato in discussione prima in Commissione e poi in Aula, oltre che la riforma della forestale, anche i piani di gestione dei boschi. Perché vede, Presidente Schifani, noi stiamo oggi recuperando un torto storico nei confronti di questi lavoratori, ovviamente lo stiamo facendo per adesso solo per il 2026, mi auguro che si possano trovare le risorse per consentire la stabilizzazione di questo personale e aggiungo, questo personale, Assessore, lei lo sa meglio di me, è un personale dall'età oramai avanzata. Assicurare la tutela dei boschi e delle montagne, del nostro territorio, del nostro paesaggio, con il personale oramai in età avanzata e con le squadre oramai ridotte al lumicino è qualcosa di realmente complicato e dunque sarebbe necessario anche pensare a misure per rimpinguare il personale che deve andare a fare tutela dei nostri boschi e delle nostre montagne. Però vede, queste misure, lo dicevano i miei colleghi, rischiano di essere effimere, sicuramente ripareranno un torto nei confronti di questi lavoratori, ma noi vorremmo sapere che fine hanno fatto le idee che lei aveva così brillantemente illustrato in Commissione sui piani di gestione della montagna e sulla riforma delle forestali. Io ricordo che su impulso del gruppo del Partito Democratico, mi pare 2 finanziarie fa, introducemmo una norma che aumentava le giornate lavorative per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, bypassando quella che era l'idea del governo di utilizzare i comuni. Noi facemmo una battaglia, ci fu riconosciuta la bontà delle nostre proposte e il governo addivenne ad accogliere la proposta del Partito Democratico. Però in quell'occasione ci fu detto, Assessore San Martino, che per la riforma mancavano 10 milioni di euro, 15 milioni di euro massimo. Ora stiamo gestendo milioni con questa legge di stabilità, ne abbiamo gestiti tantissimi nel corso di quest'anno, nel 2025 le varie norme finanziarie hanno quotato quasi 1,5 miliardi di euro, adesso abbiamo fatto norme anche importanti per centinaia di milioni di euro, ma ombra o traccia di questa riforma non ce n'è. E io sa perché sono preoccupato, Presidente? Perché lei ha rilasciato una dichiarazione qualche giorno fa, nella quale ha sostanzialmente detto che al termine di questa finanziaria le priorità saranno l'abolizione del voto segreto. Io vorrei capire
innanzitutto qual è la competenza del Governo sull'abolizione del voto segreto in questo Parlamento. E poi vorrei capire qual è l'interesse dei cittadini siciliani all'abolizione del voto segreto. Come intendete risolvere i problemi dei siciliani, dei lavoratori forestali, dei lavoratori dei comuni, dei PIP, delle imprese con l'abolizione del voto segreto? Va bene. Poi avete parlato di riforma degli enti locali. Io, Presidente Schifani, non lo so se lei ha letto il testo che è uscito dalla Commissione. Definire quel testo una riforma è obiettivamente fare abuso di quel termine e fare abuso della lingua italiana, oserei dire. Quella è un'accozzaglia di norme con le quali ciascuno dei sostenitori delle stesse persegue un interesse particolare, chi il terzo mandato, chi l'ineleggibilità, chi le norme su qualche funzionario, le norme sulla contabilità. Quindi ogni norma ha un nome, un cognome e un interesse specifico da soddisfare. Non è una riforma degli enti locali, perché vede, se volessimo realmente riformare gli enti locali, innanzitutto partiremmo dal dargli maggiori risorse e cercheremmo di capire quali sono i servizi che questi devono assicurare e poi discuteremmo di quelli che invece universalmente devono assicurare gli uffici regionali ed eventualmente anche lo Stato. Allora, per questo sono preoccupato, perché questa norma, che sicuramente va incontro a un torto storico nei confronti di questi lavoratori, però non si traduce e non si tradurrà probabilmente nella risoluzione di un problema fondamentale, che è quello di tutelare il nostro paesaggio, l'ambiente e le nostre montagne. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Venezia. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Il dibattito su questa finanziaria sta spostando le questioni di merito nelle questioni di metodo, e mi spiego meglio. Le frizioni che si registrano in queste ore all'interno della maggioranza avevano l'obiettivo di azzoppare taluni articoli che avevano a che fare con la dignità di migliaia di lavoratori siciliani. Ed è partita una campagna di pressioni cercando di ribaltare la responsabilità non tanto su chi aveva proposto e con toni enfatici aveva dato notizia sulla stampa dell'aumento delle giornate per i lavoratori forestali, ma sull'opposizione che voleva impedirne l'approvazione. Ecco, noi abbiamo voluto fare chiarezza chiedendo con forza che venisse stralciato questo articolo e approvato già nella seduta d'aula di stasera, proprio perché la nostra storia politica e i valori che cerchiamo di portare avanti anche nell'azione parlamentare non possono che vedere al primo posto la tutela della dignità dei lavoratori. E proprio per questo noi non solo sosteniamo a viso aperto il provvedimento che ci viene sottoposto da parte del Governo, ma rilanciamo attraverso un emendamento che abbiamo presentato a questo testo come gruppo parlamentare del Partito Democratico di prevedere l'aumento delle giornate lavorative non soltanto per un anno, perché questo ci sembra una misura spot per dare una risposta rispetto alle legittime pretese e alle sollecitazioni che sono arrivate in queste settimane e in questi giorni. Noi crediamo che l'aumento delle giornate vada fatto a regime sulla triennalità, quindi non solo sul 2026 ma anche sul 2027 e sul 2028, non solo per dare dignità a migliaia e migliaia di lavoratori siciliani, ma perché noi crediamo che ci sia la necessità oggi più di ieri del prezioso lavoro dei lavoratori forestali in un territorio sempre più fragile, sempre più sottoposto alla pressione di eventi climatici estremi, alla tropicalizzazione del clima, alla triste piaga degli incendi che ogni anno, porta in Sicilia bilanci davvero drammatici. Più di 50.000 ettari di terreni sono attraversati dalle fiamme e circa 8.000
ettari di vegetazione boschiva, in molti casi in aree protette e di pregio, è colpita e devastata dagli incendi. Noi crediamo fermamente che a questa iniziativa, che salutiamo con il nostro voto favorevole, si affianchi un'iniziativa legislativa di più ampio respiro, Presidente Schifani, Assessore Sammartino, che metta nelle condizioni il comparto forestale di avviare una feconda e concreta stagione di riforma, che passa anzitutto dall'aumento delle ore per prestare un servizio più attento e concreto nel territorio e per dare dignità ai lavoratori, ma soprattutto per efficientare il sistema dell'emergenza incendi in Sicilia, di tutela del territorio, ma anche attraverso un nuovo piano di assunzioni. Assessore Sammartino, lei i numeri li sa meglio di chi parla in questo momento. Da qui ai prossimi 2 o 3 anni migliaia di lavoratori forestali andranno in pensione. Noi non possiamo arrivare da qui a 4 o 5 anni ad avere il problema immerso, e cioè da passare da una presenza significativa di lavoratori che negli ultimi decenni in Sicilia hanno avuto un peso abbastanza importante ad una riduzione drastica. Serve accompagnare questo percorso in questi momenti delicati e in questi momenti in cui vi è anche una condizione finanziaria importante, positiva per la Regione, un piano che affianchi all'aumento delle giornate lavorative e alla stabilizzazione dei lavoratori stagionali un piano di assunzioni che da qui a qualche anno possa rimpiazzare il comparto forestale, perché sappiamo che l'età media di questi lavoratori si aggira intorno quasi ai 60 anni e io credo che un'amministrazione regionale che non vuole operare solo per una logica di propaganda, ma vuole dare un segnale vero, concreto e di ampio respiro a questo settore, abbia il dovere di pensare a un piano di assunzione, ad una misura strutturale di aumento delle giornate e ad una riforma che metta al centro la sfida dei cambiamenti climatici che la Sicilia, a cui la Sicilia è sottoposta in maniera sempre più drammatica. Grazie. Grazie onorevole Venezia. Ha chiesto di intervenire onorevole Abate. Grazie Presidente, Presidente Schifani, Assessore. Io penso che questo è uno degli interventi più qualificanti di tutte le manovre finanziarie che abbiamo portato avanti. Uno dietro l'altro abbiamo dato risposte per quanto riguarda i precari ASU, per quanto riguarda i consorzi di bonifica, l'abbiamo fatto per tanti enti regionali. Oggi l'intervento per quanto riguarda i forestali è un intervento importante che dà dignità al lavoro, perché togliamo dalla platea dei lavoratori a 78 giornate che devono vivere, devono portare avanti una famiglia, 78 giornate lavorative, non dà neanche la copertura assicurativa per un anno di lavoro, riusciamo a portarli oltre quella soglia di 101 giornate, così come alzare la soglia per quanto riguarda i 101 e i 151 giornate. Assessore Sammartino, io penso che oltre a un intervento così importante che questo mondo aspettava da anni e che altri governi non sono riusciti a portare avanti, perché se oggi ci troviamo a parlare ancora di personale a 78 giornate significa che nessuno mai aveva messo mano a questo personale e aveva fatto uscire dal precariato assoluto, significa non avere la possibilità di avere neanche la copertura assicurativa per un anno di lavoro di questo personale. Oggi li mettiamo in sicurezza su questo. Ci dobbiamo sforzare anche di le aziende provinciali, di poter pensare e portare avanti progetti anche strutturali che possono dare la possibilità di poter avere altri fondi che vengono dai fondi strutturali
per la ripiantumazione, per la realizzazione di opere, di stradelle, di muri a secco, di quelle di contenimento per quanto riguarda anche la parte alluvionale, non solo per quanto riguarda gli incendi, per dare la possibilità a questo personale di poter avere anche altre giornate lavorative aggiunte, che non sono solo quelle stabilite e che sono stabilite per legge rispetto ai 291 milioni che stanziamo ogni anno, compresi questi 40 quest'anno, la possibilità di avere altri fondi e poter avere più giornate e poter lavorare ancora di più intervenendo strutturalmente per quanto riguarda il territorio della nostra amata Sicilia. Quindi penso che la direzione è quella giusta. Lei avrà modo di poter chiarire questo fatto ora che abbiamo previsto le somme soltanto per 2026 e non al 2027, perché già vedete le speculazioni poi ci sono di sopra, perché sempre ogni cosa che si fa e fa questa maggioranza e questo governo poi viene detto che è sempre il minimo, è una cosa irrisoria, che gli altri avrebbero voluto fare ma non l'hanno fatto forse perché non ci hanno pensato, non hanno avuto forse la possibilità di poterlo fare. Quindi con orgoglio dico che questa è una di quegli interventi importanti che abbiamo voluto tutti, che come gruppo abbiamo sostenuto, abbiamo pensato, abbiamo portato al tavolo del governo e siamo contenti che il Presidente Schifani si è fatto carico con tutto il governo e oggi ci ha messo nelle condizioni il Parlamento di votare un intervento così importante che riguarda 15.000 lavoratori, che riguarda la tutela del nostro territorio. Grazie Presidente. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale, sono finiti gli interventi e poi ha chiesto di intervenire l'assessore San Martino. Signor Presidente della Regione, colleghi parlamentari. Prego, onorevole Di Pasquale. Lo so, Presidente, aspettiamo che finiscono di fare il bar qua. Onorevole. Grazie. Allora, questione forestali. L'onorevole Abbate ha fatto il suo show elettorale. Il governo non è vero che ha presentato questa proposta. Questa proposta non l'ha presentata il governo. Se il governo voleva presentarla, la presentava quando ha votato in giunta la finanziaria e poteva. No, è così, assessore San Martino, non c'è nulla da ridere e lei non è stato in grado né nelle scorse finanziarie e né nell'ultima finanziaria di far approvare in giunta questo intervento per i forestali. Quindi questo già è un risultato negativo che si porta e su questo quindi non penso che ci sia molto da ridere. Detto questo, in Commissione c'è stato questo intervento a favore dei forestali e di queste giornate lavorative ed è un intervento che nasce dalla condivisione di tutti. Il primo testimone è l'assessore Dagnino, che quando mi ci sono sentito io per primo telefonicamente, una delle prime cose che gli abbiamo chiesto in merito alla finanziaria, le giornate in più per i forestali. E lo dico sicuro di non poter essere smentito da nessuno. Dopodiché dico anche un'altra cosa, che durante le variazioni di bilancio quater noi avevamo presentato un emendamento all'articolo 10 che prevedeva, poi non è andato in votazione perché era un aggiuntivo, che prevedeva la possibilità non di 23 ma di 20 giornate lavorative già per il 25, utilizzando le somme che avevamo allocato, cos'era il 49-50, che erano quelle relative ai territoriali, per una questione di onestà e per una questione di chiarezza come sempre. Dopodiché è stato un intervento che noi abbiamo seguito con grande attenzione, dando garanzie a tutti. Noi sui forestali ci teniamo e sui forestali ci teniamo a dare questa risposta. Potete stare sicuri che non ci sarà nessun voto segreto, ma noi voto segreto sulle questioni che riguardano il lavoro non ne abbiamo chiesti, l'abbiamo fatto già sull'articolo 1, l'abbiamo fatto su altre cose e continueremo a non farlo, perché i forestali e così come l'ESA, che già abbiamo detto
sia all'interno della Commissione, ma l'abbiamo detto anche al Presidente dell'Assemblea, Forestali e ESA, noi non abbiamo nessuna intenzione di chiedere voti segreti, perché sono cose a cui noi teniamo. Purtroppo poi ha detto un'altra cosa fasulla l'onorevole Abbate, che i governi precedenti, anzi ha detto una mezza verità, i governi precedenti non l'hanno voluto fare. Mi permetto di ricordare all'assessore Abbate che le ultime 2 legislature sono in capo al centrodestra di cui lui fa parte, e la differenza tra le 2 legislature, ma specialmente questo, rispetto all'esperienza di Crocetta, è semplicissimo. Noi abbiamo avuto il problema dell'applicazione del 118 e ci siamo trovati una regione in deficit dall'oggi al domani, e l'assessore San Martino se lo ricorda bene, perché abbiamo condiviso lo stesso percorso fino a un certo punto. Dopodiché invece Musumeci ha avuto qualche problema nella parte iniziale, dopodiché poi ci sono state grandissime risorse, già i soldi per la forestale, per le giornate lavorative potevano essere previste anche nella scorsa finanziaria, una finanziaria che valeva 950 milioni di euro e che poteva contenere questo intervento. Quindi tutta questa propaganda, questa prosopopea da parte dell'onorevole Abbate penso che se la poteva evitare benissimo. Oggi stiamo dando una risposta, la sta dando la maggioranza insieme all'opposizione, alla minoranza, un percorso avviato già dalla Commissione, e oggi passa solamente perché noi non chiediamo il voto segreto. Perché se oggi noi dovessimo chiedere, mettiamo un impazzimento, un atteggiamento irresponsabile e chiedessimo il voto segreto, questa norma, solo per la simpatia che quest'Aula ha nei confronti dell'assessore San Martino, morirebbe, morta, non resterebbero degli alberi di pino, neanche gli aghi, non resterebbero neanche. Ma siccome, perché le cose bisogna chiamarle per nome e cognome, ma siccome esiste il senso di responsabilità che anche noi abbiamo, e noi abbiamo, non vogliamo fare differenze, che noi comunque abbiamo, tutto questo non lo facciamo e portiamo questo risultato a casa con grande attenzione. Attenzione però, il risultato non è completo. Prevedere, Presidente, la copertura finanziaria solo per un anno, ad 1 anno e mezzo dalle elezioni, serve solo per far ritornare queste persone a chiedere la copertura finanziaria sotto elezioni. È brutto, è sgradevole. Allora, siccome noi non abbiamo problemi di impegni sul pluriennale e siccome io sono sicuro, non ho difficoltà a dirlo, che lei non pensa assolutamente di utilizzare la copertura per il 2026 solamente come strumento elettorale per poi farle ritornare nel 2027 e nel 2028, io ne sono estremamente sicuro di questo e non ho difficoltà a dirlo, perché la conosco, ne conosco i pregi, conosco anche qualche limite che stiamo vedendo negli ultimi tempi, che mi auguro possano essere superati. Parlo della presenza in aula, intanto sono contento che in questi 2 giorni c'è stato. Io la invito su questa vicenda, sul pluriennale non cambia niente, a coprire per il 2027 e 2028 e chiudere questa faccenda. Io su questo le chiedo di farlo. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Assenza, prego onorevole. Sì, Presidente, solo per annunziare come ovvio il voto favorevole di Fratelli d'Italia
a questa norma e per invitare i colleghi tutti, ma finiamola di fare le prime donne, questo è merito mio, no, questo è merito dell'altro, questo è merito dell'altro. Se arriviamo a concludere e finalmente una vicenda che si trascina da 20 anni e da gente, diciamo che è merito di questa Assemblea, del Governo. Tra l'altro ringraziamo l'assessore Savarino, ma non dimentichiamo i meriti, l'assessore San Martino, ma non dimentichiamo anche i meriti e l'azione concreta dell'assessore Savarino, perché i forestali non sono solo dipendenti dell'assessorato dell'agricoltura, ma in parte anche rilevante sono dipendenti dell'assessorato territorio e ambiente. E quindi si conclude una vicenda che ci ha visti battagliare negli anni. Io sono qui purtroppo alla terza legislatura, ma è una vicenda che ci assegniamo da anni, forse da decenni. Finalmente ci sono le condizioni sia politiche ma anche e soprattutto economiche e finanziarie per compiere questo atto dovuto. Quindi finiamola con i filmini in cui io sono così bello, passeggio e ho risolto questo problema, l'altro dice no, c'ero io prima, l'altro interviene, ma guarda che cosa abbiamo fatto. Diciamo che l'abbiamo fatto tutti, maggioranza e opposizione, maggioranza e opposizione, e questo è un momento di condivisione nel quale il Parlamento finalmente non si è diviso. Grazie Presidente. Grazie onorevole Assenza. Ha chiesto di intervenire l'assessore San Martino. Cos'è questo? Grazie Presidente, colleghi. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Io ci tenevo a intervenire non soltanto per dare alcune delucidazioni rispetto agli interventi che ho ascoltato con grande piacere, ma anche per puntualizzare alcuni aspetti che sono emersi da questo breve ma intenso dibattito. Credo che norme come queste non abbiano un colore politico e non siano ascrivibili alla volontà più o meno celata, onorevole Di Pasquale mi ascolti cortesemente, di intestarsi un merito sulle spalle di migliaia e migliaia di lavoratori. Un merito però questo Governo ce l'ha e ci tengo a ribadirlo. Dopo tanti anni dall'insediamento di questo Governo abbiamo ristabilito alcune regole, onorevole Cracolici, che anche grazie all'incremento della finanza pubblica si sono potute incasellare come attività che il Governo ha svolto. Io ricordo che quest'Aula, grazie al prezioso contributo del Presidente Calvagno, del Presidente della Commissione Bilancio e del Presidente della Commissione Attività Produttive, già nella manovra del 2023 sanava l'inadeguatezza del contratto di lavoro aggiornandolo alla standard più appropriati che i lavoratori forestali dovevano avere nell'adempiere alle proprie funzioni. Ricordo come l'attività incessante di collaborazione con le organizzazioni sindacali hanno portato al risanamento del CIRL dopo tanti anni e grazie all'impegno di questo Parlamento, di maggioranza e opposizione, si sono ristabilite le regole della finanza pubblica più banale, più semplice. Qualche anno addietro in quest'Aula si votava il 50% della copertura dei forestali con l'utilizzo improprio dei fondi della Comunità Europea. Grazie all'aumentare del gettito, grazie alla Cassa, si sono stabiliti 2 capitoli che oggi si trovano in questo testo e grazie al bilancio della Regione si è data continuità non soltanto nel poter pagare gli stipendi e le giornate a questi lavoratori, ma si è regolarizzato e armonizzato il meccanismo di erogazione della finanza pubblica. E lo abbiamo fatto con la consapevolezza, onorevole Catanzaro, che questo è un primo grande gesto importante nei confronti di una platea che attende da troppi anni un intervento legislativo. Non si parla di riforma dei forestali
da tanti e tanti governi. Io ho provato sin nei primi mesi dell'insediamento del nostro governo a tirare fuori una proposta che poi è stata, come ben sapete, onorevoli colleghi, collaborata da tutte le organizzazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali. Poi, come mi ha voluto ricordare l'onorevole Safina, per un periodo si è parlato di attività forestale, ma non si è proposta una vera riforma. Contiamo come governo di presentarla nel primo trimestre del 2026, perché le sollecitazioni che arrivano dall'onorevole Sunseri, corrette e puntuali come sempre, sono sollecitazioni che avevamo già discusso in Commissione Attività Produttiva. Il comparto forestale ha purtroppo un tempo di vita corto rispetto a quella che deve essere la proiezione che qualunque governo deve mettere in campo nella tutela e nel rispetto dell'ambiente, dei lavoratori, ma soprattutto della biodiversità della nostra regione. I calcoli ci dicono che tra 6-8 anni il comparto forestale sarà decimato per una questione di età anagrafica e quindi è chiaro che la riforma che il Governo intenderà sottoporre, già condivisa con le organizzazioni sindacali, guarda ai prossimi 20 anni della forestazione della nostra regione ed è chiaro che lo stimolo che verrà fuori dal dibattito parlamentare sarà quello di trovare insieme le soluzioni, così come insieme si è trovata la soluzione oggi, e voglio ringraziare la responsabilità delle forze di opposizione non soltanto per questa norma ma anche per le norme che il Governo ha presentato in Commissione Bilancio e che sono state votate anche grazie all'ausilio delle forze di opposizione. Quelle norme volute dalle forze di maggioranza a cui il Governo ha dato la copertura economica. Ora citiamo e trattiamo quella dei forestali, ma l'onorevole Di Pasquale ha richiamato una battaglia storica anche del Partito Democratico, come quella della stabilizzazione dei trattoristi dell'ESA, o caro onorevole Catanzaro. Sono battaglie che non ci hanno mai diviso, sono battaglie che hanno trovato nella dignità dei lavoratori la possibilità di lavorare tutti insieme, però va dato merito a questo Governo e al Presidente della Regione di aver trovato in questa finestra legislativa la copertura economica non banale di 41 milioni di euro. 41 milioni di euro sono una parte importante di questa manovra finanziaria che insieme alla collega Savarino ridaranno dignità a tutto il contingente, al contingente guidato ovviamente nel ramo dell'amministrazione dalla collega Savarino e da quella dello sviluppo rurale, per provare nel 2026 insieme a questo Parlamento a riformare il sistema e sono certo, e su questo posso prendere impegno da parte del Governo, che la copertura non è soltanto per questa annualità. Oggi trattiamo la copertura 2026, con il ricalcolo del personale al 2027, con le fuoriuscite, anche grazie al gettito derivante, onorevole Gracolici, dalla parifica della Corte dei Conti, siamo certi di poi poter dare la copertura per gli anni a susseguire. Oggi è un primo grande passo, è un gesto che non è un gesto come qualcuno ha voluto raccontare. Ci tengo a margine del mio intervento a sottolineare che con i sindacati il Governo ha lavorato in stretta collaborazione, così come hanno sempre fatto le organizzazioni di categoria, ma anche le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Mi spiace se sia passato un messaggio di una pressione derivante dallo spauracchio del voto segreto, della mia simpatia o della mia antipatia che ha voluto ricordare l'onorevole Di Pasquale. Ormai me ne sono abituato, però credo che di queste norme, onorevole Di Pasquale, questa Regione ne abbia di bisogno. L'abbiamo fatto in tanti anni trascorsi assieme da parlamentari di quest'Aula, l'abbiamo fatto trattando il precariato più svariegato che abbiamo ereditato in tanti in quest'Aula e stiamo provando tutti insieme a superare sacche di precariato nate ormai oltre 30 anni fa. E allora credo che quando c'è un dibattito del genere, quando ci siano proposte del genere, credo che il Parlamento, e per questo vi voglio ringraziare, non debba attribuirsi una medaglia, ma credo che debba
con onestà intellettuale riconoscere quello che è lo sforzo corale e soprattutto provare a portare avanti un altro piccolo tassello di una Sicilia più normalizzata e di soprattutto un comparto che ha bisogno davvero, dopo tanti anni, di un'adeguata risposta. Ha chiesto di intervenire l'assessore Savarino. Prego, assessore. Grazie Presidente, io volevo ringraziare i colleghi per il lavoro che insieme abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare oggi qua in Aula, cercando di dare una risposta a quello che è un tema sentito da parte di tutti, che è quello appunto dell'esigenza di rafforzare l'antincendio. Lo abbiamo fatto nell'anno scorso, la mia prima finanziaria, con i fondi che abbiamo messo a disposizione, che ci hanno permesso di rivedere il piano del Corpo Forestale e di avviare, e proprio in questi giorni stanno facendo le visite mediche, l'assunzione fino a 369 nuovi agenti, ragazzi sotto i 30 anni, che saranno un corpo in divisa formato in corsi di altissima qualità. Vi preannuncio, come il Presidente sa, abbiamo lavorato a una convenzione con i Carabinieri Forestali, per cui dall'anno prossimo il corso verrà fatto da altissimo livello proprio dai Carabinieri Forestali. Saranno ragazzi che rafforzeranno quindi il contingente dell'antincendio, ma ringrazio il collega Antonio De Luca perché il tema dei comandanti, dei nuclei operativi, dei distaccamenti, dei capisquadra, dei DOS è un tema attuale, perché questi 369 ragazzi che entrano sono agenti, i comandanti dei distaccamenti stanno per andare in pensione quasi tutti, quindi se incrementiamo le progressioni verticali con l'emendamento che il collega ha sollecitato e io condivido, possiamo affiancarli e formarli e accompagnarli nei nuclei operativi che sulle nostre province ci sono, dando una copertura a tutto il territorio. Sappiamo bene che più vicino sono le squadre, più è facile attaccare con l'antincendio quando ci sarà il momento, purtroppo sempre più spesso, degli incendi dolosi che colpiscono i nostri territori. Abbiamo incrementato i mezzi, stanno per arrivare altri mezzi, strumenti innovativi di controllo del territorio. Grazie all'impegno del Presidente Schifani, che ha intercettato dei fondi del Governo Meloni, abbiamo attivato col PON Sicurezza una serie di strumenti che Leonardo sta mettendo in atto con il nostro lavoro. La control room partirà a breve e permetterà di mettere in rete tutti questi strumenti innovativi di controllo del territorio che, con l'incremento delle pene per i piromani, anzi io non li chiamo più piromani ma delinquenti, fino a triplicare queste pene, e le condanne adesso cominciano ad esserci, il controllo del territorio e gli strumenti di controllo che abbiamo attivato permetteranno di individuarli e le condanne saranno anche pedagogiche. Più giornate per i lavoratori è la cosa che, da quando mi sono insediata, anche sul mandato del Presidente Schifani, negli incontri con i sindacati, in maniera onesta e lineare, perché non mi appartiene buttare fumo negli occhi o fare promesse che non si possono mantenere, ho sempre detto si potevano riconoscere. Oggi, grazie al lavoro di tutti noi, queste giornate possono essere riconosciute. È un primo importante tassello, ma non possiamo fermarci qui, perché anche tra gli operai stagionali l'età avanza e dobbiamo cominciare a immaginare un percorso per assumere nuovi giovani anche tra gli operai stagionali, sia presso lo sviluppo rurale che presso l'antincendio, che più o meno più di un terzo di questo contingente dà una mano al Corpo Forestale, una significativa mano al Corpo Forestale nel controllo degli incendi durante la stagione. Questo è un sistema che dobbiamo innovare ancora, lo faremo insieme, lo diceva bene il collega San Martino, ci siederemo e troveremo una soluzione che possa garantire la prevenzione e l'antincendio, guardando a nuove assunzioni di operai stagionali giovani, di cui certamente avremo ancora bisogno. Quindi ci vedremo nelle commissioni e nelle riunioni prossime a collaborare per trovare anche quest'ulteriore tassello che serve a completare il quadro di un antincendio
incendio e di una prevenzione che possano essere all'altezza della tutela di una regione siciliana che è la prima regione d'Italia ad avere tutelato le bellezze naturali, e non possiamo permettere che qualche delinquente oggi li metta in discussione con incendi dolosi. Grazie colleghi. Allora, grazie colleghi. Allora, andiamo agli emendamenti soppressivi, sono ritirati. Grazie. Gli emendamenti di spesa sono tutti quanti inammissibili perché privi di copertura. Andiamo adesso all'emendamento del Governo, che è il 13.36. È un emendamento tecnico che è nel fascicolo che avete serenamente sui tablet, che si poteva leggere anche prima, ma non importa. Aspettiamo, va bene? Anche due. Non c'è aumento di spesa, è lo stesso, è una diversa ripartizione. Faglielo leggere, faglielo leggere. Onorevole, l'ha letto? Non c'è aumento di spese. È un emendamento tecnico che avete sui tablet. Onorevole Sunseri l'ha letto, va bene. Vabbè, l'onorevole Sunseri è abbastanza preparato, anzi molto preparato. Va bene? Cracolici? Solo all'onorevole Cracolici dovete predisporre il fascicolo di carta. Va bene. Sunseri? Ok. Prima l'onorevole Cracolici mi ha chiesto del tempo. Va bene? Ok. Allora mettiamo in votazione finalmente l'emendamento. Com'è? L'emendamento 13.36. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Vabbè, ma l'abbiamo detto gli altri che sono inammissibili. Votiamo l'articolo 13 così come non è ammissibile. Non è ammissibile. Votiamo adesso l'articolo 13 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso, finalmente direi, andiamo adesso, saranno grati tutti i forestali. 14 ritirati soppressivi. Onorevole De Luca, immagino anche lei i ritirati soppressivi del 14. Benissimo. Ma perché? Onorevole, aspetta, ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada, prego. Non esagerare. Guardi Presidente, volevo intervenire su questo articolo proprio per sottolineare come una battaglia che abbiamo affrontato da diversi anni rispetto all'invasione delle specie esotiche nella nostra regione si sta finalmente concretizzando. Quindi apprezziamo l'articolo perché ci consentirà finalmente di contrastare specie come la formica di fuoco che sta invadendo la nostra zona, il nostro territorio, la provincia di Siracusa, la provincia anche di Ragusa e che si è estesa sul territorio di Catania. Sicuramente è una norma che dà l'inizio a un percorso di eradicazione di questa specie e spero che nel tempo possano aumentare gli stanziamenti della stessa. Grazie. No, ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Prego, onorevole Campo. Sì, grazie Presidente, Governo e colleghi deputati. Io mi vorrei soffermare sul fatto che sono delle somme veramente esigue. Si sta parlando di 50.000 euro per creare una cabina di regia per il contrasto delle specie esotiche invasive, quando già questa cabina di regia esiste anche a livello nazionale. E sappiamo, perché ce l'ha detto lo stesso ufficio studi, di cercare di non creare sovrapposizioni
con norme nazionali, perché di fatto poi la Regione non avrebbe gli strumenti per poter contrastare di fatto queste specie esotiche invasive. Io mi chiedo se non era più il caso di inserire anche delle norme che potessero contrastare le varie virosi, visto che la nostra regione, soprattutto nel settore dell'agroalimentare, è affetta da tanti problemi proprio legati alla virosi, come per esempio il tomato brown o il tomato fruit, che sono appunto due virosi che hanno attaccato anche i nostri prodotti. E poi non vorrei appunto che questa fosse l'ennesimo spot per costituire una cabina di regia a guida appunto dell'assessore all'ambiente Savarino, per poi alla fine concludere il percorso con l'ennesimo premio al presidente custode delle specie esotiche invasive. Grazie. No, un istante. Allora, i soppressivi sono stati ritirati. Ci sono i modificativi. Modificativi all'onorevole Di Paola. Immagino che siano ritirati. Ci sono altri emendamenti? Marano, ritirati? Non sono ritirati? Vuole intervenire per spiegarlo? Prego. Presidente, grazie. Velocemente, l'emendamento che ho presentato vuole semplicemente aumentare un po' l'efficacia di quello che dovrebbe essere questa cabina di regia, e quindi aggiungo le parole "nonché per interventi urgenti e indifferibili", proprio per rendere un po' più concreto questo organo, per evitare di non rendere questo organo semplicemente consultivo, perché mi sembra così che abbia un'efficacia ridotta. Dico, per renderlo più concreto, per evitare che l'efficacia sia ridotta, aggiungo queste parole. Va bene, onorevole, facciamo la seguente. Chiediamo il parere del governo sul 1424. 1424, parere del governo. Che sono scusa, ero distratto dall'onorevole Greconici. Dov'è il 1424? Va bene, parere del governo favorevole, parere della commissione favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento 14.24 dell'onorevole Marano con parere favorevole di governo e commissione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso. 14.22 Schillaci, mantenuto o ritirato? Mantenuto. Parere del governo. Stiamo chiedendo il parere, così per semplificarci. Lo stesso ramo. Vuole intervenire? Prego, onorevole Schillaci. È semplicemente inserire all'interno della cabina di regia due rappresentanti della facoltà di agraria, che mi pare il minimo, visto che stiamo parlando di queste. Quindi semplicemente questo, inserire due rappresentanti della facoltà di agraria. Il punto è quale facoltà di agraria, di quale università? Di quale? Ma sono diverse le università siciliane, non so quante abbiano la facoltà di agraria, a sorteggio, a turno, cioè mi pare di difficile applicazione. Tiriamo una monetina, non lo so. La formulazione che ha proposto non è, ho capito che non è perfetta, quindi si dovrebbe semmai sistemare. Quindi subemendiamo l'emendamento.
cosa. Allora, colleghi, leggo testualmente l'emendamento 14.22, sostituire le parole da rappresentanti fino alla fine con le parole indicati dalle università della Regione tra i docenti dei dipartimenti di agraria, esperti in specie esotiche invasive. Mettiamo in votazione l'emendamento 14.22R. Scusate, 14.22.1. Parere del Governo favorevole, parere della Commissione favorevole, immagino, giusto? Assessore sì. Mettiamo in votazione l'emendamento, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Votiamo il 1422 come emendato. Votiamo il 1422 così come emendato, chi è favorevole? Onorevole Di Pasquale, per dare spazio alle opposizioni che stanno emendando, siamo stati... no, prima mi fa la richiesta. Mettiamo in votazione il 14.22, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Andiamo al 1425 è coperto il 1425. 14.25 di De Luca Antonio, mantenuto o ritirato? Mantenuto? Grazie. Aspetta, vediamo. Vorremmo, però lo può eliminare questo... Sono tutti i suoi colleghi quelli lì. No, ci deve mettere la telecamera. Ma lei tutti è i suoi colleghi, Presidente, tutti. Se li richiama all'ordine... Di partito e di coalizione. Ma è sempre lei il Presidente, quindi ci deve pensare Allora, lei. onorevole Schillaci, c'è stato il suo emendamento. Se l'è incassato e sta disturbando il suo collega. Per favore. Prego. Semplicemente una domanda. Noi spendiamo 50.000 euro per costituire questo pool, ma vorrei capire i piani di azione che questa cabina di regia elaborerà. Se non si crea un fondo poi per attuare i piani di azione, cioè che cosa ce ne facciamo? Li leggiamo o ci sono già dei fondi previsti? Perché o creiamo un fondo poi per fare i piani di azione che la cabina di regia realizza, oppure abbiamo scritto come risolvere il problema ma poi non lo risolviamo. E allora l'emendamento mira a collocare 500.000 euro di risorse, per favore, per risolvere questo problema. Quindi se l'assessorato dice che già ci sono dei fondi, chiediamo all'assessore. Assessore, prego. Dobbiamo crearlo. Chiediamo. Assessore, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il collega per la sollecitazione, ma il piano di eradicazione è già stato fatto ed è finanziato Onorevole De Luca, però ascolti. dal Ministero, è concordato con il MASE e i fondi sono ministeriali. La cabina di regia ci serve a governare questo sistema e a creare anche un supporto che sia un po' più stabile. Ritirato, grazie, benissimo. Grazie. Allora mettiamo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. All'articolo 15 mi pare c'è una richiesta di accantonamento, se non ho capito male, lo vuole dire lei, ma comunque uguale. C'è una richiesta di accantonamento da parte dell'onorevole Di Paola? Sì, c'è una richiesta di accantonamento proprio perché è un articolo particolare ed è giusto vederlo insieme e migliorarlo, se è possibile migliorarlo. Ok, allora accantoniamo l'articolo 15, rinviamo la seduta a domani mattina alle ore 11, la seduta è sospesa.